I saluti istituzionali. Adesso quando ci siamo seduti. Sì, dai, perché partiamo prima di lei. Sì, prima di lei, sì. Beh, sì. No, metto qua, io per mettere la busta, ma... Allora grazie mille a tutti di essere qua, lasciamo la parola a Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade. Questo, no, va bene, questo qui. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con coloro qui, ci siamo visti anche ieri. Benvenuti a Roncade, di nuovo a loro, ma anche a tutti coloro che sono arrivati oggi. Magnifica giornata da un punto di vista meteorologico, magnifica la cornice e qui approfitto subito per ringraziare la famiglia Ciani Bassetti e il dottor Claudio Ciani Bassetti in particolare per la sensibilità e la disponibilità che sempre dà all'amministrazione comunale e ai territori per ospitare manifestazioni, eventi, convegni interessanti come questo. Sappiamo della registrazione e quindi sappiamo, per chi non ha potuto seguire ieri o non ha potuto seguire completamente i lavori, che potranno essere disponibili sia gli atti sia appunto le registrazioni, e ne vale assolutamente la pena. E non è una pena, nel senso che abbiamo, e come amministratori ne siamo particolarmente interessati, dei suggerimenti e delle pratiche da poter mettere sul campo. Già ieri ricordavo quello che è l'importanza per noi amministratori di avere concretamente degli strumenti che ci portino assieme alle nostre comunità, la cui sensibilità va via via aumentando e dobbiamo ancor più incrementare e potenziare, a ridurre la nostra impronta ecologica in senso negativo, cioè a ridurre quegli impatti che le nostre azioni provocano e le nostre attività provocano sull'ambiente. Lo dobbiamo migliorare in tutti i modi possibili, non mettendo in conflitto, in contrapposizione, parlando della tematica specifica dei rifiuti, il riuso al riciclo. Utilizziamo il più possibile i beni per la loro destinazione originaria in modo tale da avere necessità di minori materie prime da richiedere a questo pianeta. E ricicliamo il più possibile, riutilizzandolo anche in forme diverse, quello che abbiamo già in uso, facendone diventare a propria volta materia prima, materia seconda o comunque qualcosa di utile per tutta la nostra comunità. E ripeto ancora, la bellissima immagine che già nell'inaugurazione di un impianto a biometano a Trevignano è stata posta, i furgoncini che escono e che già sempre più sono a metano e a biometano in particolare, vadano non tanto a raccogliere spazzatura ma a fare rifornimento. Ecco che anche il nostro differenziare quotidiano assume un valore sempre più pregnante. Come amministratori poi siamo molto interessati a tutte le metodiche, non solo i calcoli, gli algoritmi, le modalità di determinazione della tariffa, ma a tutte le metodiche e i suggerimenti che ci possono dare per far sì che la tariffa venga contenuta il più possibile. Perché il cittadino ha da avere chiaro che più inquina, più paga, ma più collabora a ridurre, meno sarà chiamato, fermo restando che ovviamente i costi vanno coperti, sarà chiamato a pagare. Accanto a questa sensibilità,
Oggi, e mi avvio alla conclusione, oggi è la giornata internazionale del contrasto alla violenza alle donne. Come amministrazioni tutti siamo impegnati non solo in questa giornata. Oggi se ne fa un focus, ma non è solo oggi che ne dobbiamo parlare, non è solo oggi che le nostre azioni si devono concretizzare. Il parterre di oggi, così come quello di ieri, ha tantissime persone di varie età e naturalmente di ambo i sessi. È un impegno che ci siamo presi tutti. Per noi quest'anno è più difficile anche degli altri anni, alla luce di quanto è successo a quella splendida creatura che cominciamo a conoscere noi che non ne siamo familiari, ma sempre più per quello che le è purtroppo accaduto e sciaguratamente accaduto. Ne apprezziamo sempre di più la figura e sempre di più vogliamo, non tacendo, ma cogliendo con ogni attenzione, ogni segnale che ci viene dato, perché per noi sono figli, sono fratelli, sorelle, sono nipoti, sono amici, sono amiche. Ogni segnale di scorrettezza nei rapporti, nelle relazioni affettive e non solo, tra di noi e tra uomini e donne in particolare. È un impegno che ci dobbiamo portare nel cuore dentro sempre e tenere bene le orecchie aperte. Oggi però è anche un'alba diversa, almeno lo è stata per me, che in questi giorni sono in grosse difficoltà proprio per quanto è accaduto, perché potrebbe avere l'età di mia figlia. Ecco, oggi venendo qui a piedi ho incontrato un ragazzo che aveva una rosa in mano proprio e aspettava la corriera. E io gli ho detto: dove va tu da amorosa? E lui tutto emozionato, avrà 18-19 anni, tutto emozionato mi fa: sì, vado dalla mia ragazza. Era chiaro che questo è il primo giorno in cui vuol farle una proposta di mettersi insieme. E esce a 12:30, però non sono sicuro di trovare proprio giusta la sede centrale. Allora mi prendo per tempo. Ecco, io mi auguro che questo ragazzo, col suo amore, col suo desiderio, col suo porsi in maniera limpida e trasparente, come tutti gli altri, metta in atto una relazione veramente corretta, affettiva, d'amore per sempre, e che le relazioni tossiche finiscano. Però noi tutti, che viviamo delle ottime relazioni, ma che possiamo anche venire a conoscenza di fatti che così non sono, diamo il massimo per evitare che Giulia Cecchettin sia un altro numero a cui si aggiungono altre donne. Grazie a tutti e buon lavoro, buon proseguo. Grazie. Grazie Sindaco anche per l'intervento. Chiamerei gli altri padroni di casa, c'è il Consiglio di Bacino Priula per darci i propri saluti. Grazie. Il Presidente Pavanetto mi ha chiesto di salutare tutti in questa giornata, la seconda, in cui è particolarmente dedicata agli amministratori, che saluta con affetto. È una giornata speciale, vorrei dire, non so se mi permettono gli organizzatori, più speciale, perché ci sono i nostri sindaci, i loro rappresentanti, i loro delegati. Ieri volevo aggiornare loro, è stata una giornata bellissima, una giornata molto calda, come dire, di temperatura delle relazioni. Sono uscite parole molto importanti che riguardano il nostro Veneto, la nostra comunità più ampia, tipo unitarietà, famiglia, intenti comuni, facciamo squadra. È stato veramente un bel incontro. Queste parole chiave sono quelle che sono state ritenute importanti per noi. E il Consiglio di Bacino Priula oggi che vi ospita sì, è segnalato per i risultati significativi che ci sono nel Veneto. Ieri sono di nuovo emersi, ma quello che io volevo sottolineare è questo, che il Consiglio di Bacino Priula, questi 49 comuni, da 22 anni danno l'esempio di unitarietà
e di famiglia, delle parole chiave di ieri. Da 22 anni, forse più, decidono le cose come un'unica comunità, perché il bene di un comune passa attraverso tutti i comuni. Si discute, si va a parlare di tutto, del dettaglio, del particolare, ma anche del generale, del senso di rimanere insieme e di decidere insieme. Per me questo è il vero ingrediente di quello che è successo nel nostro bacino. È l'esempio che danno ai loro cittadini, perché se tengono all'ambiente al punto di condividere le politiche, i cittadini non possono che vedere questo esempio. E il risultato più importante non è che abbiamo da 22 anni la tariffa puntuale, non è perché abbiamo un sistema, non è perché è brava Contarina, è perché loro danno il primo ingrediente necessario. Il messaggio di ieri è quello che voglio trasferire oggi a tutti gli amministratori, a tutti quanti comunque, è: guardate che la prima cosa da mettere insieme non sono cassonetti. Come possono i cittadini capire che è importante fare una cosa comunitaria come i rifiuti, se comunitari fra di noi non lo siamo? Ecco, grazie e buon lavoro a tutti. Grazie mille a Paolo Contò, direttore del consorzio di Bacino Priula. Per chi non mi conoscesse, io sono Piero De Candia, sono il direttore di Legambiente Veneto e ci tengo a dar la parola a Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, che ci introdurrà i lavori e ci porterà il saluto del presidente Zaia, che non può essere qui con noi. Grazie Piero, intanto buongiorno a chi è in sala, buongiorno a chi è collegato e ci segue da casa o ci seguirà per rivedere l'appuntamento di oggi, che torna per l'8ª volta a parlare a cittadini, sindaci, amministratori, tecnici, esperti del settore e ovviamente associazioni come la nostra ambientaliste, che cercano di far parlare di un tema spesso così messo nel cassetto, che è quello dei rifiuti, con un momento di festa e di orgoglio che ci fa piacere ogni anno rinnovare, ma soprattutto con discussioni, come ricordava Paolo Contò e anche la sindaca, che ringrazio nel suo primo intervento, molto partecipate e attive, che danno il senso della bontà di ragionare intorno a temi così delicati, perché noi crediamo che non ci sia in qualche modo così tanto da festeggiare se non riusciamo a ottenere poi quei risultati, e noi siamo convinti che si possano ottenere, perché piano piano sono aumentati e continuano a aumentare i comuni virtuosi, comuni che raggiungono grandi percentuali di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti, così come crescono le esperienze tecnologicamente avanzate che ci aiutano a affrontare la transizione ecologica attraverso l'economia circolare, perché non c'è transizione ecologica se non mettiamo in campo una vera attivazione dei processi di economia circolare che ci devono avvolgere in tutti i settori. La prima cosa che farò è leggere, perché dobbiamo ringraziare anche ovviamente Regione Veneto per il patrocinio a questo evento, oltre che per il contributo dell'assessorato all'ambiente. Poi ci raggiungerà l'assessore regionale Bottacin, non so se è già arrivato. Arriva un po' più tardi e poi avrà il suo momento anche lui per i saluti, però vi porto i saluti del presidente Luca Zaia, che ci ha scritto una lettera, non può essere presente, noi ci auguriamo che prima della 10ª edizione riesca a essere con noi per salutare e ringraziare insieme a noi voi sindaci, cosa che già fa ma che ci piacerebbe poter fare assieme. Ci ha scritto dicendoci che, come anticipato dalla sua segreteria, mi duole comunicare che a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò presenziare alla cerimonia di presentazione dell'annuale rapporto Comuni Ricicloni Veneto, organizzato come di consueto da Legambiente Veneto in occasione del tradizionale Ecoforum Veneto. Sono lieto di rivolgervi questa lettera che mi permette di sottolineare i notevoli progressi compiuti dai comuni del Veneto nella raccolta differenziata. I risultati ottenuti nel 2022 sono stati molto positivi, nonostante gli effetti visibili e ancora persistenti della pandemia da Covid-19 e delle congiunture internazionali che noi tutti conosciamo e che tra gli effetti negativi comportano anche un aumento dei costi dei carburanti. Nell'edizione del 2023, che raccoglie i dati del 2022, risulta chiaro e apprezzabile il progressivo aumento quantitativo quanto qualitativo delle realtà rifiuti free, quelle che oggi premiamo insieme ai ricicloni.
Considero questo dato significativo dell'ottimo lavoro svolto dalle amministrazioni locali, non solo nel processo di raccolta e smaltimento, ma anche di sensibilizzazione delle rispettive comunità. Rispetto ad altre regioni, la percentuale di comuni che si possono fregiare di questo prestigioso traguardo pone il Veneto in vetta alle principali classifiche nazionali. Questo è un risultato di grande orgoglio che incoraggia gli stakeholder a proseguire nel solco della progettualità tracciate nel corso degli anni. Nonostante questi risultati incoraggianti, siamo tuttavia consapevoli che c'è ancora molto da fare. Queste sfide ci ricordano che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare le nostre pratiche di gestione dei rifiuti e di perfezionamento dell'intera filiera secondo i dettami propri dell'economia circolare. Guardando al futuro, l'obiettivo principale è di aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e di ridurre la quantità di rifiuti avviati allo smaltimento in discarica. Un impegno certamente importante, ma che confido si possa conseguire continuando ad alimentare le buone pratiche e soprattutto condividendo queste ultime con i restanti attori del territorio. Ringraziando Legambiente Veneto per la consueta attenzione e per la sensibilità rivolta a queste cruciali tematiche, concludo porgendo a tutti i presenti il saluto della Regione del Veneto e il mio più cordiale, dottor Luca Zaia. Bene, noi ieri abbiamo fatto proprio questo, cioè abbiamo messo al centro e dialogato e ci siamo confrontati su quali sono gli strumenti che conosciamo, che sono ormai parte della gestione, diciamo, della Giunta del Veneto, dell'idea di come gestire i rifiuti, che sono entrati a far parte, l'abbiamo capito ieri, delle volontà dei consigli di bacino del Veneto, che stanno lavorando per inseguire quelli che sono gli obiettivi che vedremo anche oggi del piano rifiuti regionale, per concretizzarli a partire, ieri abbiamo parlato della tariffa unica di smaltimento, quindi dei rifiuti che i cittadini mandano a incenerimento a discarica, con un sistema che è equo, a parità di virtuosità per tutti i cittadini, che permetta di essere consapevoli di quanto importante è anche dal punto di vista del principio che chi inquina deve pagare, che è un principio saldo anche nel piano dei rifiuti e che ci potrà permettere di sensibilizzare maggiormente anche chi ancora non è arrivato a risultati straordinari che oggi premiamo. Oggi invece guarderemo alla tariffazione puntuale, quindi è un altro aspetto, non solo di quello della quota che va a smaltimento, ma guarderemo anche alla tariffa, come si fa, chi la sta già facendo, chi la sta già applicando e con quali modelli che possono essere replicati, possono essere messi in campo anche da chi ancora non la sta facendo. E soprattutto la parte di chi non sta facendo che ci sta molto a cuore, perché noi crediamo che il compito degli amministratori pubblici sia quello anche non solo di governare e di amministrare bene il proprio territorio, ma anche quello di contaminare quelli che stanno vicino, di lavorare insieme, di lavorare in squadra, come di nuovo ricordava Paolo Contò, e di provare a rafforzare il senso di unitarietà per il raggiungimento degli obiettivi. Oggi vedremo anche il piano rifiuti, perché abbiamo chiesto ad ARPAV, che è diciamo il soggetto con cui collaboriamo da anni per questo coforum, perché i dati che noi elaboriamo vengono dal grande lavoro che fa l'Osservatorio dei rifiuti regionale di ARPAV, che produce tra i dati, noi siamo certi, più meglio organizzati, meglio strutturati sul piano nazionale, quindi anche qui un grande esempio, siamo certi da esportare anche nelle altre ARPAV per lavorare in sinergia anche con gli altri, e grazie a loro oggi, e grazie a Regione del Veneto, che ha poi messo in campo, quindi con Paolo Giandon e Loris Tomiato, vedremo il piano semplificato, in qualche modo spiegato più rapidamente, al di là dei tecnicismi, a voi sindaci e a voi amministratori, per aiutare anche a comprendere l'importanza del lavoro che si sta facendo e del ruolo che dobbiamo tutti giocare. Ringrazio infine il nostro media partner, che è NEM e Tribuna di Treviso, quindi i giornali quotidiani multimedia del Nord-Est, che da tanti anni ci accompagnano per raccontare puntualmente, ma anche approfondendo i temi che noi oggi, quindi sui quotidiani, sulla stampa, i temi che oggi noi mettiamo al centro del ragionamento, e con Paolo Cagnan, che è il vice direttore del gruppo, che oggi ci aiuterà a condurre la giornata, soprattutto nella fase poi anche delle premiazioni con voi sindaci. Mi fermo e chiudo soltanto ricordando, lo faccio anch'io, che oggi è una giornata importante, è una giornata che vogliamo
in qualche modo celebrare anche noi. Lo stiamo facendo con questo fiocchettino noi dello staff di Legambiente, ma tutti voi lo state facendo e lo farete, diciamo, quando tornerete, siamo certi, nei vostri territori. E non vi chiediamo né un minuto di silenzio, non vi chiediamo un minuto di rumore, vi chiediamo semplicemente di accogliere, noi crediamo, sono le parole di questo padre che ha chiesto a tutti di attivarci, perché attivarci significa essere consapevoli che dobbiamo interpretare, così come noi chiediamo di farlo, ci occupiamo del nostro, diciamo, come associazione ambientalista, del rispetto del pianeta, della terra e del ciclo dei rifiuti che oggi affrontiamo. Proviamo, diciamo, a farlo anche dal punto di vista sociologico, diciamo così, e applicare i buoni comportamenti a tutta la nostra vita. E quindi siamo certi che siamo già qui in tanti che lo facciamo, però ricordiamoci di creare comunità e unitarietà anche su questi aspetti così fondamentali per la nostra vita e per una serena vita di tutte le persone che stanno al nostro fianco tutti i giorni e di cui magari non ci accorgiamo. Quindi ecco, l'invito è quello di celebrare la giornata mettendoci in moto, continuando a stare in moto come già state facendo, proprio per non dimenticare e non celebrare soltanto nei momenti diciamo di ricordo, ma continuare a cambiare le cose che dobbiamo assolutamente cambiare nel nostro modello, che forse ha bisogno di essere rinnovato. L'abbiamo fatto con, diciamo, stiamo facendo con l'economia circolare, la transizione ecologica e i modelli produttivi, facciamolo anche con i modelli sociali per vivere, speriamo, un futuro migliore tutti quanti. Grazie a tutti e buona giornata di lavoro. Grazie mille Luigi. Adesso chiamerei qui sul podio Alberto Ceron di ARPA Veneto. Ricordiamo che noi facciamo il dossier con i cicloni grazie a un lavoro straordinario fatto. Era l'osservatorio rifiuti, è l'unità per l'economia circolare, il ciclo. È ancora osservatorio rifiuti per la legge 3, Okay. E poi è incastonato in ARPA con quella E sigla. posso dire che veramente, oltre ad essere un'eccellenza il nostro Veneto, essere un'eccellenza i vostri comuni, è un'eccellenza anche questa unità operativa di ARPA, che ogni anno ci restituisce una fotografia seria, autorevole e certificata dei passi avanti che stiamo facendo. Fanno un lavoro spesso sotto traccia che non è riconosciuto, però è veramente fondamentale per raggiungere gli obiettivi e per ricordarci che possiamo fare più, possiamo fare le cose meglio, però anche che le stiamo facendo. Quindi grazie mille. Grazie ad Piero, Alberto. grazie Legambiente. Vuoi metterti sul podio se vuoi o Sono dove vuoi? anche qui. Prima di iniziare volevo spendere anch'io qualche parola, perché oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e quello che posso dire io, la riflessione personale: io ho 3 figli, 3 bimbi preadolescenti, una femmina e 2 maschi, e quando li guardo dico qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è crescerli e farli diventare delle persone mature, degli adulti in cui il mio obiettivo è farli crescere nel rispetto, e soprattutto che queste persone saranno degli uomini e delle donne mature, siano forti, abbiano anche dopo la capacità, quando saranno grandi, di interrompere certi rapporti. Ecco, quello che posso dire, per quello che posso fare io da padre, il mio obiettivo è cercare di crescere delle persone mature, degli uomini e delle donne. E ringrazio anche il sindaco che appunto prima mi ha appunto anticipato sul tema. E adesso veniamo un po' ai dati, i dati che noi elaboriamo ogni anno, e siamo sempre primi. A livello nazionale siamo
siamo sempre stati i primi come regione, come raccolta differenziata. Adesso i dati a livello nazionale non li abbiamo ancora perché escono a fine dicembre, ma se non siamo primi siamo secondi a pari merito, primi a pari merito, non ho dubbi su questo. E siamo tra le prime regioni come percentuale di raccolta differenziata e anche come pro capite di rifiuti tra i più bassi d'Italia. E come mi ha anticipato Piero, noi lavoriamo magari sotto, ma non siamo soli, perché per raggiungere certi obiettivi è necessario creare una sinergia. Ieri Paolo Contò parlava che siamo una grande famiglia, perché noi abbiamo i dati, perché c'è un gestore che li carica, un comune che li carica, perché c'è un ente di bacino che lo aiuta nella programmazione, perché ci sono gli impianti, perché ci sono i cittadini, per arrivare poi, come appunto parlava il sindaco, a un impianto, faccio l'esempio dell'impianto dell'umido di Signoressa, che non va a raccogliere i rifiuti ma va a fare rifornimento, perché da quei rifiuti raccolti senza scarti, quello è importante, che l'umido sia raccolto senza scarti, io ottengo un metano e faccio girare i camion della raccolta. Allora, come produzione nel 2022 siamo su 2,2 milioni di rifiuti urbani, qualcosina in meno rispetto all'anno prima. Questo potrebbe essere un po' dalla congiuntura economica, potrebbe essere dato da diversi fattori. È il primo anno che vediamo una discesa di questo rifiuto, della produzione. Magari è un buon indicatore, però aspettiamo un anno in più per vedere se si conferma o se è stato un fuoco di paglia. Una rondine non fa primavera, si dice. E comunque vediamo che il 61% dei comuni, circa il 50% della popolazione, hanno un pro capite sotto 420 kg. Perché questo 420 kg? 420 kg è un obiettivo che era stato messo nel piano 2010-2020. È un obiettivo che non è stato più riproposto per il nuovo piano, che si è andati più verso una riduzione del rifiuto residuo. E siamo sui 453 medi. Okay? Quindi ben venga che ci sia una riduzione del rifiuto. Potrebbe anche essere che le azioni di prevenzione, quindi del riuso, di prendere il rifiuto prima che diventi rifiuto, stanno un po' anche avendo effetto. Vedremo negli anni successivi se questa cosa si confermerà. Raccolta differenziata, un decimo di punto in più rispetto all'anno prima, cioè si fa fatica adesso perché più ti alzi, più sei su valori, qua siamo 76, più è difficile anche creare marginalità. Certo, passare da un 40% a un 60% non è difficile perché fai una raccolta porta a porta, fai il secco umido e passi velocemente, però gli incrementi sono sempre inferiori, è asintotico, più alti si va e più l'incremento è più difficile da raggiungere. Comunque, vedete, l'obiettivo di legge del 2012 era del 65% a livello di comune, abbiamo il 96% dei comuni che l'hanno raggiunto, ma l'hanno raggiunto già dal 2017, cioè è già tanti anni che l'abbiamo superato questo obiettivo di legge. L'obiettivo di piano al 2030 è dell'84% a livello medio regionale comunque. E abbiamo già comunque, dopo lo utilizziamo come parametro indicatore, che il 31% della popolazione questo obiettivo l'ha già raggiunto. E abbiamo per esempio i bacini di Belluno, destra Piave e sinistra Piave che appunto l'hanno già raggiunto e superato. Questo è abbastanza semplice da capire. I comuni più piccoli sono quelli dove è più semplice effettuare le operazioni di raccolta, quindi sono quelli che raggiungono le percentuali di raccolta differenziata superiori, però si riesce ad arrivare a dei buoni livelli anche fino ai 50.000 abitanti. Successivamente, per i comuni più grossi,
sopra i 50.000 abitanti, che rappresentano l'1% dei comuni ma il 20% degli abitanti della regione Veneto, siamo a una media del 65% di raccolta differenziata. Abbiamo Treviso, che tra comunque le città sopra i 50.000 abitanti è tra le più piccole e le medie piccole, perché appunto poi abbiamo Verona e Padova che sono 3 volte più grandi. Comunque Treviso si pone con un 86,8% di raccolta differenziata. Per i comuni tra i 15.000 e i 50.000 abitanti abbiamo Preganziol, che spicca con 91,5 di raccolta differenziata, Maser con 94,1 tra 5.000 e 15.000 abitanti, e poi abbiamo Sospirolo in provincia di Belluno con 94,6 e fa parte della categoria dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Ma noi non siamo solo raccoglioni, si può dire, siamo anche bravi nel raccogliere, perché un conto è separare, ma se poi io quello che dovrei mettere nel secco per evitare dei costi lo butto nelle raccolte differenziate, sì, vanno calcolate nelle raccolte differenziate, ma poi l'impianto che me lo recupera ha tanto scarto. Quindi, come è richiesto anche dalla normativa UE, facciamo che dei calcoli sul tasso di riciclaggio, ossia quanto io riesco a recuperare dalle mie raccolte differenziate, quanti scarti ho dalle mie raccolte differenziate. Questi dati provengono da merceologiche, da dichiarazioni. Stiamo mettendo a punto un sistema che poi andrà anche nella premialità per la tariffa unica, per avere dei dati sempre più precisi in questo, però attualmente il Veneto è a quasi il 69% di tasso di riciclaggio, che è già sopra al 65%. Ci sono dei margini di miglioramento sicuramente, perché un 3% sull'organico io lo vorrei a un 1%, come in destra Piave, lo vorrei a un 1%, per questi sono dati medi. Mi dite, cos'è questo altro recuperabile che ha un 96% di scarto? Altro recuperabile sono i tessili, è il legno, quindi c'è ancora un margine di manovra. Poi mi direte, residuo di recupero sì, fa media anche il residuo di recupero, che la abbassa, perché è richiesta anche questa frazione, però in teoria il recupero di materia del residuo è un'attività che potrebbe anche appunto non esserci, ed è un valore che abbassa di molto la media, per quello abbiamo un 68,8 e non un 90 come vedete dai dati. Ho parlato di rifiuto residuo, anche questo ha avuto una piccola contrazione di un 1%. Abbiamo un obiettivo ambizioso al 2030, 80 kg a livello medio regionale, anche qui è un obiettivo a livello di grande famiglia del Veneto, e abbiamo visto che 80 kg già 294 comuni sono sotto, e i migliori risultati, come per la raccolta differenziata, li abbiamo per i comuni tra i 5.000, cioè tra sotto praticamente, no, nella fascia tra i 5.000 e i 15.000 quest'anno. A livello di bacino vediamo appunto che abbiamo appunto dei bacini che fanno un po' più fatica, per raggiungere gli 80 kg, e ripeto, l'80 kg è un obiettivo a livello regionale, poi al 2030 ogni bacino ha un suo valore target che è stato calcolato anche sulla base di un indice di complessità territoriale. Sono stati valutati dei fattori: il turismo, il pendolarismo, la montagna, la presenza di centri abitati, le seconde case. C'è una serie di, mi pare, 8-9 fattori che sono presenti nel piano regionale, che hanno determinato quanto questo 80 kg può essere più o meno derogato, però alla fine a livello di grande famiglia quello
è il numero a cui bisogna tendere, perché poi la volumetria disponibile delle discariche, la capacità degli impianti di termovalorizzazione trattano il rifiuto del Veneto. Okay. Quindi gli 80 kg per i 4.900.000 abitanti della Regione Veneto dovranno appunto essere trattati alla fine del ciclo in questi impianti. Però noi nel grafico mettiamo sempre quella linea rossa che è gli 80 kg, anche se a livello di bacino può esserci qualche diversità, per vedere come siamo messi a livello appunto di target. E qua ho fatto una slide ma poi ne parleranno dopo di me, in merito al raggiungimento degli obiettivi, i miglioramenti delle performance, a seconda se si applichi una tariffa puntuale o una tariffa parametrica. E vediamo subito che con una tariffazione puntuale ho una raccolta differenziata sicuramente superiore e una riduzione del residuo. Centri di raccolta. I centri di raccolta sono indispensabili, sono una qualcosa che deve esserci. Abbiamo 404 centri di raccolta in Veneto e intercettano oltre 700.000 tonnellate di rifiuti. Avete presente le 2 milioni? Ecco, quindi i centri di raccolta concorrono al 32% della raccolta differenziata. Quindi sono parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani e quindi devono essere sicuramente ben gestiti, devono essere accessibili, devono prevedere appunto che le persone riescano ad arrivare, che riescano a conferire, per fare in modo che sia facilitata l'attività, perché tante volte succede che si trovano i sacchetti di rifiuti abbandonati fuori dal cancello, no? Del centro di raccolta. Allora dobbiamo fare in modo che questi centri di raccolta siano fruibili, che ci siano e siano il più al massimo fruibili per i cittadini, perché appunto sono importantissimi. Comunque vediamo che il 98% della popolazione è servita almeno da un centro di raccolta. Vediamo che delle zone montane non hanno questo servizio perché logicamente ci sono altre problematiche legate al territorio. Ecco, quindi dicevo cosa viene raccolto solitamente nei centri, soprattutto verde, vetro, legno, ingombranti, carta e cartone. E l'obiettivo è integrarli con i centri di riuso. Come dicevo prima, bisogna ridurre il rifiuto. Come facciamo a ridurre il rifiuto? Dando una seconda vita ai miei prodotti, dando un'altra opportunità. Prima che diventi rifiuto, lo prendo e in qualche modo lo tolgo dai rifiuti, perché a volte effettivamente siamo pieni di cose. E tendiamo a riempire le nostre case, a un certo punto le buttiamo. Ecco, i centri di riuso avrebbero questo grande obiettivo di aiutare nella prevenzione. Un'altra cosa che ci aiuta a prevenire la produzione di rifiuti è sicuramente il compostaggio domestico. Quello che non raccolgo nel bidone dell'umido o non porto al centro di raccolta se è abilitato a raccogliere l'umido, me lo tratto io e quella cosa lì non diventa rifiuto. Noi ne teniamo conto per il calcolo della raccolta differenziata, perché le linee guida ISPRA del Ministero dicono che bisogna tenerne conto, però non è nel calcolo del rifiuto totale, è un non rifiuto, siamo nell'ambito della prevenzione. Destino della raccolta differenziata, adesso passiamo un attimo alla gestione. Allora mi direte, noi raccogliamo, vi ho parlato prima un po' degli scarti, e quindi cosa ne facciamo di questi rifiuti? Abbiamo in Veneto un comparto del recupero che è di circa 1 migliaio di impianti.
Siamo una regione leader per quanto riguarda il recupero dell'organico. Abbiamo circa 26 impianti di recupero dell'organico in autorizzazione e un'altra quarantina, circa 45 impianti in comunicazione, piccoli impianti di trattamento degli sfalci. E da soli riescono a trattare il 31% del rifiuto raccolto in modo differenziato. Non dimentichiamo anche il recupero delle frazioni secche, vetro, il recupero della plastica, il recupero della carta. Abbiamo anche degli impianti da poco che recuperano dallo spazzamento stradale, recuperano organico che poi va anche a produzione di compost, recuperano inerti che vanno poi appunto a generare end waste in altri impianti. Quindi anche quella filiera di recupero sta prendendo piede. Abbiamo un impianto a Arzignano, uno a Limena e uno a Fusina Venezia, pienamente operativi, ma ne dovrebbero crearne altri, perché fino a qualche anno fa, anche qua in stesura del piano, tutto il nostro rifiuto da spazzamento andava in Lombardia o in Trentino. Invece adesso riusciamo anche a trattare questo rifiuto, limitando anche il chilometraggio dei mezzi. Per non dimenticare tutta la parte, me ne hanno parlato ieri, degli impianti di recupero dei RAEE. Recupero dei RAEE, appunto ieri si parlava di questi flussi di RAEE che scappano, si parlava di più di metà di RAEE che non si sa che fine facciano, in qualche container vanno poi in Africa da qualche parte e gli impianti dicono sì, noi abbiamo una perdita economica logicamente, ma dal punto di vista dell'ambiente ne rimettiamo, perché non penso che un RAEE che finisca nelle coste del Sudafrica faccia bene all'ambiente globale. Per quanto riguarda invece il destino degli smaltimenti, quelle 536.000 tonnellate di residuo più gli scarti delle raccolte differenziate, abbiamo un comparto fatto da 7 discariche, 3 termovalorizzatori e poi abbiamo degli impianti intermedi di stabilizzazione o vagliatura del rifiuto, perché in discarica può andare un rifiuto solo se non contiene organico, bene o male se ne contiene poco, e allora in certe realtà dove ancora le raccolte differenziate non sono ottimali, come dicevo prima, c'è ancora qualche comune, soprattutto i grossi comuni, che hanno delle raccolte differenziate non ottimali, allora questi impianti servono un po' per separare l'organico e che non finisca in discarica. Questa non ve la spiego, l'ho messa solo perché come osservatorio rifiuti elaboriamo tutti i dati di produzione che vedete, e di destino dei rifiuti, delle raccolte differenziate, del rifiuto residuo. Vedete, avete impianti di trattamento meccanico-biologico, i termovalorizzatori, le discariche e tutti gli impianti di recupero. Cosa serve a questo? Questo serve per fare appunto la pianificazione, per dare supporto alla regione nella pianificazione regionale, che appunto poi vi verrà esposta in maniera più dettagliata, e appunto per dar seguito a tutte le azioni e agli obiettivi che il piano prevede, perché il piano ha previsto appunto da qui al 2030 che gli impianti devono essere sufficienti. E quindi per avere un obiettivo, innanzitutto bisogna conoscere l'argomento. Io ho finito. Grazie mille. Ciaberto veramente fa anche la sintesi del lavoro straordinario che fanno, quindi grazie. Chiamerei sul palco Paolo Cagnan, che è vice direttore del gruppo editoriale Nord-Est Multimedia, che ci coordinerà la giornata. Salutiamo l'assessore Gian Paolo Bocciattacin, che nel frattempo ci ha raggiunto e poi ci
poi ci interverrà alla fine di queste 2 sessioni. Grazie mille e buon lavoro. Buongiorno, lieto di ritrovarvi perché i nostri giornali seguono l'Ecoforum dall'inizio come media partner convinti e io sono contento perché virtuosi non lo si è per sempre, ma come dire è una qualifica che bisogna conquistarsi nelle pratiche quotidiane, però molte delle sindache, dei sindaci e degli amministratori che vedo qui li ho ritrovati nelle passate edizioni a conferma del fatto che è importante tenere la bandiera alta e mi sembra che una certa ricorrenza nell'eccellenza non sia assolutamente un dato acquisito, perché chiunque di voi sa quanto sia fatica e quanto sia faticoso mantenere certi livelli e la maggior parte di voi ci riesce. Io mi chiamo Paolo Cagnan e l'imbarazzo di De Candida e di Lazio di cos'è sta roba qua la spiego un attimo in un minuto. I nostri giornali hanno vissuto un cambio di proprietà. Io rappresentavo la Tribuna, quindi gioco in casa, la Tribuna di Treviso, il Mattino di Padova, il Corriere delle Alpi e la Nuova Venezia. Questi erano quotidiani del gruppo Gedi che dal 1 novembre sono stati ceduti a una cordata di imprenditori del Nord-Est che si chiama Nord-Est Multimedia e che ha acquisito anche il Piccolo di Venezia e il Messaggero Veneto di Udine. Quindi questa è una nuova media company, direi da numeri la più grande a Nord-Est, a occhio, comunque non è importante. Diciamo che noi abbiamo ampliato il perimetro con una nuova compagine azionaria. Io comunque sono sempre qui, faccio sempre la stessa cosa e sono contento di essere chiamato a moderare e poi a premiare i migliori. Buongiorno anche all'assessore. Dunque, allora, adesso io chiamo sul palco, o meglio, sulle 2 sedie alla mia destra, Paolo Giandon, che è direttore della Direzione Ambiente della Regione del Veneto, l'ho visto, eccolo, e Loris Tomiato, che è direttore generale di ARPAV. Benvenuti. Allora, noi abbiamo questa sessione che è intitolata Il piano rifiuti spiegato ai sindaci. Diciamo così, parliamo ovviamente di best practice e sappiamo che diversi comuni sanno di cosa parliamo, però è bene fare un recap a beneficio di tutti, anche perché l'applicazione io credo che sia diversificata per territorio, per grandezza del territorio, insomma sappiamo quanto queste cose poi hanno un livello di applicabilità non solo legato alla buona, come dire, alle buone intenzioni delle amministrazioni, ma anche rispetto al contesto in cui operano. Prego. Sì, grazie. Allora se mi mandano le diapositive che avevo preparato. Allora, nella prima che vedete adesso, la prossima prego, diciamo ho riportato una figura che spesso si utilizza, no, quando si parla di rifiuti, ma che bisogna che teniamo sempre presente, è la gerarchia europea, nel senso che per la prima volta c'è stata una direttiva europea che formalmente l'ha introdotta nel quadro normativo e che ritengo importante, che viene rappresentata come una piramide generalmente, ma che a me piace più così, come una piramide rovesciata, perché in questo modo sia più chiaro che l'obiettivo a cui dobbiamo tendere in tema di gestione dei rifiuti è massimizzare la prevenzione, cioè quello che viene prima, che dobbiamo fare prima, e ridurre il più possibile lo smaltimento col quale si intende smaltimento in discarica, perché è la forma più deteriore di gestire i rifiuti, la peggiore che possiamo immaginare, perché va a impattare in maniera permanente su un territorio. Nonostante nel tempo, insomma, questa forma anche di gestione dei rifiuti sia molto migliorata rispetto a quello che era la discarica un tempo. Perché parto da qua? Perché in parole povere l'obiettivo forse primario del piano di gestione dei rifiuti approvato nell'anno scorso è quello finalmente di eliminare lo smaltimento in discarica. Quindi noi vorremmo in questa piramide eliminare questa fase di smaltimento e
fermarci eventualmente a quel livello più basso che è il recupero energetico. Quindi in sintesi il piano a che cosa è che vuole tendere? Vuole innanzitutto non aprire nuove discariche per quanto riguarda, diciamo, la gestione dei rifiuti urbani, non ampliare nemmeno le discariche esistenti. Adesso stiamo parlando del piano di vigenza del piano che guarda al 2030, non realizzare nuovi impianti di termovalorizzazione, anche quelli comunque hanno un impatto, non incrementare la capacità di trattamento rispetto a quanto già autorizzato e quindi finalmente non avere più rifiuti urbani che vanno in discarica al 2030. Ecco, questo sembrava, no, utopia fino a qualche tempo fa. Con questo piano si vuole sostanzialmente finalmente realizzarlo. Ma qual è allora, cioè qual è il numero a cui dobbiamo fare molta attenzione se vogliamo raggiungere questo obiettivo? Allora, partendo da un dato di fatto che la potenzialità di termovalorizzazione futura forse sbagliato, cioè attuale e autorizzata, quindi la nostra disponibilità fra qualche anno sarà di 400.000 tonnellate l'anno, essendo più o meno 5 milioni di abitanti, per produrre non più di 400.000 tonnellate anno dobbiamo, ciascuno di noi, abitante del Veneto, non produrre più di 80 kg di rifiuto residuo, diciamo, non recuperabile in un anno. Quindi è questo l'80 kg abitante anno viene fuori da qui. Ed è un numero di cui ieri si è parlato molto ed è appunto una figura chiave per capire anche tutte le azioni che il piano poi mette in atto allo scopo proprio di raggiungere questo obiettivo. Premetto, non è che vorrei sminuire tutto il resto, no, che è stato detto, no? Qui cerco di fare sintesi, cioè di spiegare il piano in parole povere, in soldoni. Quindi questo è un po' l'aspetto che per quanto riguarda la competenza regionale risultava l'aspetto più critico, quindi su cui si è voluta puntare un'attenzione particolare. Allora, nella predisposizione, nella discussione, nel percorso che ha portato all'approvazione del piano, sono stati tenuti alcuni principi ispiratori che hanno guidato, no, pur con poi le modifiche, i dettagli e le osservazioni che vari soggetti hanno fatto, però questi principi ispiratori sono rimasti necessariamente fissi. Innanzitutto una continuità con gli obiettivi della precedente pianificazione. Qua non è che siamo andati a stravolgere o a cambiare o a modificare linea, no, di pensiero o di comportamento rispetto al piano del 2015. No, perché ieri è stato detto il nuovo piano rappresenta un cambio epocale, no? Ma non è proprio vero, nel senso che questo nuovo piano va in continuità con quelle buone azioni, con quelle iniziative che nei territori erano state messe in atto che ci hanno consentito di essere una regione di eccellenza. Quindi noi andiamo in continuità, però è necessario attivare delle misure correttive a quelle criticità che il monitoraggio del piano 2015 ha messo in evidenza. E una di queste è che non riusciamo a scendere oltre certi livelli di rifiuto non recuperabile, cioè quel famoso rifiuto urbano residuo che in prospettiva dobbiamo abbassare sotto gli 80 kg per abitante per anno. E quindi come possiamo individuare queste misure correttive? Il terzo principio, andiamo a ricercare le risposte da quei territori che quei risultati li hanno già raggiunti da noi, perché come abbiamo già visto ci sono ampi territori del Veneto che già stanno abbondantemente sotto gli 80 kg per abitante per anno, con percentuali di raccolta differenziata che si avvicinano o superano anche il 90%. Quindi diciamo, non c'è niente da inventarsi di nuovo, c'è da applicare in quei territori che già non fanno
questo, quello che invece alcuni altri territori hanno già applicato, e poi l'adeguamento logicamente e il rispetto delle novità normative, ma questo. Quindi cominciamo a vedere le buone pratiche quali sono. Sicuramente il livello di raccolta differenziata ormai alto, questo insomma Alberto prima lo ha già detto per il 2020, ma già nel 2020 questo era visibile. Avevamo superato l'obiettivo di legge e avevamo anche superato l'obiettivo del piano 2015, quindi questo obiettivo raggiunto. Siamo stati bravi su questo fronte. Dove invece, però ecco qua, con dei distinguo territoriali, perché se andiamo a vedere i vari territori, non tutti hanno raggiunto ad esempio l'obiettivo di piano. Cioè, 3 su 12 si vede chiaramente, 3 su 12 stanno sotto la linea rossa. Quindi già questi sono ambiti in cui è necessario esportare quelle buone pratiche che invece ci sono negli altri territori che questi risultati ne hanno raggiunti. Ma l'aspetto più critico, quindi, in cui appunto, a cui poi è anche, attorno al quale si è ragionato per individuare quali sono le misure e le azioni da attivare col piano, è questo del rifiuto residuo. Perché rispetto a un obiettivo di piano del 2015 di 100 kg abitante anno ci siamo fermati a 110. No, anche il 2022, è stato appena detto, è 110. Quindi c'è una fatica, una difficoltà, c'è qualcosa, insomma un elemento critico che va scardinato, su cui bisogna agire, che ci impedisce di andare a ridurre ulteriormente queste quantità di rifiuto urbano non riciclabile, quindi da mandare a impianti di trattamento. Però si vede chiaramente che le differenze territoriali sono forse ancora più marcate di prima, perché ci sono territori verde scuro che già sono molto avanti, altri verde chiaro che sono vicini già all'obiettivo degli 80, ma ci sono tutti i gialli e i rossi che sono in certi casi ancora molto distanti, e il grafico ce lo mostra bene, cioè alcuni sono ancora a livelli doppi, cioè oltre i 200 kg rispetto ai 100 dell'obiettivo. Ecco, quindi il piano ha preso, come tutti i piani fanno, ha fatto delle previsioni facendo delle ipotesi. Allora, nelle ipotesi che continuiamo con le azioni che finora abbiamo messo in campo, anche incentivando nelle forme ordinarie, con comunicazione, cioè tutte le azioni che sono state fatte finora, e questo è lo scenario, lo scenario 2030, riusciremmo ad arrivare presumibilmente ai 90 kg, solo con uno scenario che chiamiamo migliori pratiche, cioè, ripeto, andare a prendere in quei territori che hanno raggiunto risultati ottimi le pratiche che gli hanno permesso di arrivare fin là. Solo in quel modo riusciremo a raggiungere quell'80 kg abitante anno, con una percentuale di raccolta differenziata dell'84% e un tasso di riciclo stimato per difetto probabilmente 70%, ma per quello che ha detto prima il dottor Ceron probabilmente anche di più. Però questi sono gli obiettivi che il piano ha fissato. Quindi dobbiamo andare con lo scenario 2, perché l'80 kg abitante anno è un aspetto per noi importante. E quali sono le migliori pratiche che contraddistinguono lo scenario 2? Non basta qua a sinistra l'adozione di sistemi di raccolta domiciliare spinto, come viene chiamato, che ormai comunque è ampiamente adottato, perché sono più di 400 i comuni su 570 che adottano questo sistema. Non basta, bisogna aggiungere anche, e di questo si parlerà negli interventi successivi, il sistema della tariffazione puntuale. Puntuale cosa vuol dire? Non basata su parametri standard, ma basata proprio sulle quantità di rifiuto residuo che tu produci, che l'utenza produce. Questo perché questo permette di raggiungere quei risultati migliori? Perché questa scelta responsabilizza l'utente, fa capire all'utente che sta a lui la possibilità di raggiungere l'obiettivo che la comunità, si è data.
L'obiettivo, quindi, riassumendo quello che ho detto, per dare risposta a quella situazione di stallo che stiamo registrando tuttora, perché vedete che tra il 2020, 21 e 22 sostanzialmente non siamo riusciti, il 21 e 22 potrebbero risentire della pandemia, però voglio dire, siamo fermi a quei 110 e fatichiamo ad andare oltre. Allora, abbiamo bisogno, abbiamo detto, di uniformare i risultati in tutti i contesti territoriali, cercando di fare in modo che chi fa fatica possa copiare o imitare, meglio, imitare i territori che già hanno raggiunto i risultati. Allora il piano cosa ha detto? Vabbè, però un attimo, capiamo che ci sono territori che hanno determinate facilità a fare certe cose, altri territori in cui queste cose sono più difficili da fare. E quindi è stato messo a punto un indice di complessità territoriale per tener conto di questo e sono stati definiti obiettivi differenziati. Quindi qua abbiamo i 12 consigli di bacino, quello che era l'obiettivo, se nel caso in cui le cose fossero andate senza applicazione delle migliori pratiche, quindi scenario zero, e sulla destra abbiamo invece l'ipotesi applicazione migliori pratiche e, come vedete, gli obiettivi del RUR, quindi del rifiuto urbano residuo da produrre ogni anno per abitante, non sono gli stessi per ogni bacino. Ci sono bacini che li hanno già raggiunti, perché chi è a 44 piuttosto che a 46, piuttosto che a 52 o a 63 è già sotto gli 80, quindi quello che gli viene richiesto di fare è riuscire a mantenere le performance che ha raggiunto, ma ci sono degli altri bacini che hanno bisogno di diminuire molto. Finito? Questo è il raggiungimento dell'obiettivo che abbiamo detto, cioè la linea grigia, quindi scenario 2, ci permette di poter utilizzare, applicare la conversione tra conferimento in discarica, quindi trattamento in discarica, a trattamento in solo impianti di termovalorizzazione, nell'ipotesi degli 80 kg abitante anno da raggiungere al 2030. Quindi questo ci dice è sostenibile questo obiettivo che ci siamo dati. E quindi, e qua concludo perché mi pare che è l'ultima mia slide, quindi il piano dice partiamo dal regionalizzare gli impianti, quindi sono stati definiti 10 impianti di piano, 3 termovalorizzatori, 7 discariche. Adottiamo una regia dei flussi regionale e questo è già stato fatto da quest'anno con una delibera di giunta. È stato detto quello che viene prodotto nei vari bacini deve andare a quegli impianti con quelle quantità e ieri è stato detto ha funzionato molto bene questa cosa e questo ci fa piacere. E quindi poi dobbiamo andare a attivare quelle migliori pratiche monitorando le performance che queste migliori pratiche nel tempo dovrebbero permetterci di raggiungere. E per fare questo una delle leve, che la leva economica come sappiamo è sempre la più forte generalmente, una delle leve importanti è questa della tariffa unica di conferimento agli impianti, è un fatto di equità perché tutti i territori così pagano la stessa tariffa. È anche uno strumento per permetterci di aiutare quei territori che ancora non sono arrivati a quegli risultati previsti dal piano a poterli raggiungere nei prossimi anni. Io adesso ho finito, sì. Passo la parola all'Ingerto, mi atto che entrerà più nel merito di quest'ultimi aspetti. Grazie. Allora io partirò dall'inquadramento generale che ha fatto Paolo Giandon per arrivare in sostanza a
a dare ai sindaci che sono nella catena che abbiamo definito ieri di questa famiglia regionale sono il contatto con il cittadino. Allora, partiamo dalla necessità che avevamo, ed è una necessità in sostanza, come vedete, partita nel 2012, di avere il bacino regionale come unico riferimento su cui tutta questa catena delle compensazioni e delle valorizzazioni poteva trovare per i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità per poter andare avanti. Adesso è partito. Quindi tenendo conto del Comitato di Bacino Regionale che vede tutte e 12 le presenti nel Consiglio, in sostanza i presidenti e quindi tutte le rappresentanze del territorio e quindi il collegamento con tutte le realtà locali e con i sindaci. Allora, quando abbiamo parlato prima di questa necessità di scegliere in sostanza l'ipotesi più importante, quella che noi abbiamo chiamato 2, è perché se ci fermiamo, se restiamo nell'inerzia di oggi, cioè se diciamo continuiamo a produrre 110 kg pro capite, sembra poca la differenza, no, 110, 80, 90, ma la differenza corrisponde ad una necessità nel periodo finale dell'attuazione di questo piano di una discarica equivalente a quella di Sant'Urbano che riceve 150.000 tonnellate anno. Quindi è come se avessimo bisogno di un'ulteriore discarica da 150.000 tonnellate anno. 30 kg pro capite, siamo in 5 milioni. Quindi quest'idea di collegare la regione con il piano, i consigli di bacino dei territori e i sindaci è proprio perché abbiamo questa necessità di essere insieme in questo percorso. È come se fosse il piano un patto tra regione, autorità d'ambito, le 12 autorità d'ambito e i comuni e i cittadini, perché solo attraverso questo riusciremo in sostanza a raggiungere l'obiettivo. Allora, la strategia su cui ci si muove quindi è questa regia regionale, ma che è una regia di ingranaggi che, ripeto, arrivano al cittadino, la definizione degli impianti di piano. All'interno degli impianti di piano abbiamo raccolto impianti che prima erano in sostanza autorizzati e governati dal punto di vista del processo autorizzativo dalle province. Avevano delle sfumature diverse. La Regione aveva in sostanza già immaginato un percorso per cui gli ampliamenti degli ultimi anni delle discariche erano esclusivamente vocati all'urbano. In altri casi invece c'era il concetto della prevalenza dell'urbano, ma quando parliamo di prevalenza sapete voi che il 50% più 1 chilo è già diventata prevalenza. Quindi tutto questo sta all'interno di questo percorso che quindi doveva avere da una parte la Regione, dall'altra andare a misurare nell'ambito degli obiettivi di piano le performance che i singoli territori potevano dare. Abbiamo detto, individuando questi impianti di piano, abbiamo dato la soluzione completa a chiusura del ciclo, la regia regionale sulla pianificazione dei flussi. Abbiamo iniziato a metà dell'anno 2002, l'abbiamo consolidata nell'intero 2003 e in sostanza questo ha dato un risultato anche perché, come abbiamo detto ieri, nel 2023 nessun decreto emergenziale è stato necessario per governare i flussi dei rifiuti e l'introduzione della tariffa unica. Allora, come vedete, siamo una famiglia, ha detto bene Paolo ieri, ma abbiamo delle differenze, quindi nel territorio ci sono alcuni territori che hanno abbondantemente superato addirittura gli obiettivi che ci siamo dati al 2030 ed altri che devono essere accompagnati, quindi l'idea di un percorso di aiuto, di qualcosa che possa mettere in atto dal punto di vista tecnico e anche economico la possibilità che tutta la squadra va tirata avanti.
Gli impianti di piano sono questi. Come abbiamo detto, il nostro obiettivo è di non aumentare le autorizzazioni né nel campo della termovalorizzazione né nel campo della discarica. Ma perché, come ha detto Paolo, perché nell'ambito di questo percorso ci sarà la seconda linea del termovalorizzatore di Fusina nel 2026 e la quarta linea, è un errore dire quarta linea perché non sono 4 le linee ma saranno 2, però la quarta linea che sostituisce le 2 linee obsolete di Padova nel 2027 garantiranno quella capacità di trattamento dei 400.000 tonnellate anno che, come Paolo Giandù ha detto, sono in sostanza l'obiettivo del nostro piano. Abbiamo con i flussi programmato nel 2023 652.000 tonnellate, sono state conferite negli impianti di piano 642, quindi vuol dire che la programmazione ha centrato l'obiettivo, cioè siamo riusciti a governare senza lasciare nessun territorio è stato lasciato in difficoltà. Nel 2024 stiamo programmando per 647, quindi spingiamo ad avere un decremento nelle quantità conferite. Abbiamo chiesto a tutti i bacini di individuare il fabbisogno, abbiamo confrontato il fabbisogno con la capacità impiantistica, secondo la gerarchia, quindi l'obiettivo è di andare a saturare la termovalorizzazione prima della discarica, in modo tale da avere almeno la garanzia che in quella piramide rovesciata che Paolo ci aveva fatto vedere prima, che almeno il recupero energetico sia valorizzato. E quindi, come ho detto, senza necessità di decreti emergenziali. Arrivo al tema governo della quantità di rifiuti, ma anche governo dei flussi economici e quindi, con quella garanzia che abbiamo detto, permetta al cittadino, a parità di virtuosità, di avere un costo unitario di smaltimento. Ma perché? Perché, come abbiamo detto, siamo diversi, siamo abituati a far pagare ai nostri cittadini costi di smaltimento molto diversi. Il costo in discarica va dai 70 euro del Padova Sud ai 180 di Belluno. Il costo di smaltimento nei termovalorizzatori va dai 120 ai 180. Quindi è evidente che nell'ambito di questo percorso, come ho detto prima, se è un patto tra regione, territori, comuni e cittadini, l'obiettivo è quindi quello di andare ad unificare per quanto riguarda i costi di smaltimento. Come? Attraverso la definizione di un corrispettivo per lo smaltimento del rifiuto urbano residuo e degli scarti, che tenga però conto in questo percorso di ciò che ci rende anche diversi. E che cosa ci rende diversi? Il fatto che magari il mio comune non ospita un impianto, un altro comune ospita un impianto, quindi la necessità di riconoscere il disagio ambientale della presenza di questi impianti, la necessità di riconoscere anche che quando per scelta il bacino decide di andare all'esterno, questo ricorso all'esterno deve essere compensato economicamente. E poi la necessità di immaginare un percorso con delle linee di finanziamento a sostegno di tutte le politiche che adesso vedremo. Quindi attraverso l'individuazione di una quota calcolata sulla media ponderata delle tariffe che oggi abbiamo, media ponderata dei costi industriali, perché gli imprenditori che con noi in sostanza partecipano alla soluzione di questo problema hanno la necessità di venire remunerati nella maniera corretta. E poi l'alimentazione, un po' più vicino. E poi l'alimentazione del fondo. Allora, il tutto per arrivare in sostanza ad una tariffa di conferimento che non è la tariffa che il cittadino paga, perché c'è il costo del servizio, perché
perché poi lì ci sono le politiche e le scelte programmatorie che i territori in sostanza si stanno dando. Quindi una media ponderata delle tariffe e degli impianti, una componente come dicevo prima, di questo contributo fuori bacino, cioè di chi anche i territori virtuosi, qui siamo in uno dei territori più virtuosi, ma che non ha presente in questo territorio impianti di piano e che quindi porta il proprio rifiuto urbano residuo all'esterno, dovrà prevedere un contributo fuori bacino. La componente del disagio ambientale, oggi in sostanza noi abbiamo 10,33 € per ogni tonnellata conferita in discarica al comune o ai comuni che ospitano l'impianto. La prevederemo anche per gli impianti di termovalorizzazione. E per ultimo l'accantonamento del fondo incentivante. È andato troppo avanti. Allora, in sostanza questo fondo incentivante lo immaginiamo per alimentare 3 linee. La prima linea deve tener conto di un accompagnamento e di una calmierazione, insieme quindi con la valorizzazione della premialità ai bacini virtuosi. Questo è un bacino virtuoso, avrà da un punto di vista della penalizzazione l'extra bacino, ma avrà dal punto di vista della premialità la virtuosità. La linea 2, sostegno alle attività di prevenzione, l'allungamento di vita dei beni. Cioè, se immaginiamo che in sostanza in ogni isola ecologica, come le chiamiamo, ci sia anche un centro di riuso, allora lavoriamo per l'allungamento di vita dei beni, la riduzione dello spreco alimentare, il contrasto e l'abbandono dei rifiuti, e la terza linea a sostegno di politiche attive, quindi sui processi di recupero efficienti. Tenete presente che all'interno di queste linee immaginiamo anche tutto quel tema che si è sollevato con la direttiva Salvamare legato agli abbandoni lungo i corsi d'acqua, al fatto che il costo della raccolta di questi abbandoni è a carico dei sindaci. Quindi tutto questo per avere uno strumento che vada nel senso del raccordo, ripeto, tra il territorio e le politiche regionali. Chiudo dicendo, riteniamo che la tariffa unica sia un elemento perché ci possa essere trasparenza nel calcolo, equità nell'arrivare al cittadino, il ristoro ai territori, premiando e quindi mettendo in quella sana concorrenza anche i territori verso quegli aspetti di virtuosità che hanno dato risultati importanti. Grazie. Grazie. Una piccola nota di servizio per Ceron, Giandone e Tomiato, se poi fate avere agli organizzatori, se già non le hanno, le slide, vi ringrazio. Allora potete accomodarvi. Io prima di aprire una nuova sessione do la parola a De Candia, prego. Sì, scusate, sarò velocissimo, però ci tenevo a commentare, anche a far sapere un po' la nostra opinione sul piano. Lo già dicevo ieri, però sto piano, il Cianeco Forum, ne stiamo parlando dal 2020, l'anno della pandemia, quando l'ingegner Tomiato era al posto del dottor Gian Anzadon e l'assessore Occettacin ci ha raccontato di questo possibile piano. E noi ci chiedevamo se la giunta fosse stata all'altezza di quello che stava mettendo in campo l'assessorato all'ambiente. Questo piano è veramente un voler camminare tutti assieme. È straordinario come Occiadello, e la giunta l'ha recepito, il consiglio dopo l'ha recepito.
e alla fine ieri anche i consigli di Asacino l'hanno recepito. Quindi vorrei sottolineare come è veramente un percorso che stiamo tutti facendo assieme, dalla regione che regola i flussi, che controlla, che coordina, alla politica, ai consigli di Asacino, quindi ai sindaci che ogni anno provano a migliorarsi sempre di più e ad ottenere questi risultati qua. Ti introduco, Paolo, scusami, la prossima sessione dicendovi che Luca Michelutto e Riccardo Venturi hanno avuto delle difficoltà, quindi e non sono con noi, quindi recupereremo un po' di ritardo. E come primo intervento, che sembra un po' strano, abbiamo un consiglio di bacino anziché un'azienda, perché vorremmo una visione generale ed introduttiva degli spunti proprio su uno degli strumenti che il piano indica come utile per raggiungere gli obiettivi, cioè la tariffazione attuale, cosa che molti sindaci fanno ma che altri si stanno apprestando a fare. Grazie mille. Cosa vuoi da me? Me vado. Una piccola chiosa, noi siamo abituati, come dire, col pilota automatico di parlare di divario nord-sud, ovviamente a livello nazionale, e il Veneto e il nord-est hanno ben chiaro questo concetto. Qui noi da 8 anni, discutiamo di divario evidente fra territori, ma anche tra piccoli, medi e grandi. Devo dire che quello che ho sentito questa mattina, in parte quello che è stato detto ieri, nell'applicazione pratica riuscirà o fallirà, perché è evidente che il piano è una cosa impegnativa, molto importante. Devo dire che siccome io vengo da un ecosistema di giornali che sono diversi, con qualcuno che tira la carretta e con qualcun altro che fa fatica, con i nostri capoluoghi di provincia e i nostri paesini, cioè giornali che hanno un radicamento nel territorio più forte di altri, che hanno anche risultati diversi dagli altri, capisco, perché l'esperienza che facciamo anche noi in tutt'altro settore, l'idea della scalabilità, e cioè che non si può pensare di portare tutti avanti allo stesso modo e soprattutto che non si può lasciare gli altri indietro, soprattutto quando quelli che partono più indietro insomma sono dei pezzi importanti del sistema, non sono secondari. Dunque, allora, tariffa puntuale, best practice, noi abbiamo 4 relatori, dal mio programma eravamo alle 10:20, sono le 11:11, quindi direi che i 7 minuti attribuiti da programma ai 4 relatori sono sacrosanti. L'invito sul podio, sul palco 2 alla volta, Paolo Contò, che abbiamo già avuto qui mezz'ora prima, direttore del Consiglio di Bacino Priula, e Maurizio Barbati, che è direttore generale di ESACOM. Prego. Io partirei da Barbati, andiamo a Verona Sud. Cosa ho detto? Preferisce prima lui? No, è perché aveva appena parlato, era per quello. Va bene, va bene. Sì, scusi. Certo, viene qua. Io era per farla star seduto. Grazie. Le diapositive? Ecco tutti. La tariffa puntuale, il senso di una scelta. Parlare di una scelta, come per tutte le scelte, è sempre impegnativo. Essere portatore del messaggio che vuole dare Legambiente con Ecoforum aggiunge responsabilità. L'accolgo per amicizia,
e per la consapevolezza che 22 anni di tariffa puntuale danno il diritto agli altri di chiedermi il perché della scelta. Perché è un modo di pagare o una moda di pagare? Magari forse una moda, visto che solo 1200 comuni su 8000 in Italia l'hanno scelta. Ma quasi la metà dei comuni veneti invece stanno suggerendo un'altra strada all'Italia. Voglio credere che non sia solo per convenienza. Si risparmia sullo smaltimento o per i risultati siamo primi, ma perché è una questione di valori, una conseguenza di principi che stanno alla base della tariffa puntuale. È questo? No. È la freccia, vero? Ecco. Le persone. Massa avanti? Le persone. Nell'uomo convivono comportamenti individuali e collettivi e comportamenti sociali, così come convivono comportamenti razionali e irrazionali. Cuore, slancio emotivo, intelligenza e altruismo, logica e raziocinio da una parte, paura, automatismi, scorciatoie mentali, competizione, appartenenza al branco, innesto del pilota automatico. Dall'altra, è il contesto a orientare i comportamenti. Lo abbiamo imparato tutti di fronte a cambiamenti della gestione dei rifiuti che hanno del miracoloso, risultati disastrosi che cambiano improvvisamente già dal giorno dopo della nuova raccolta porta a porta, o meglio, di sistemi legati alla relazione individuale. Nei rifiuti la massa trascina, come in tutti i fenomeni delle masse indistinte, verso comportamenti irrazionali, giustificati dal comportamento di massa. Il contesto individuale differenzia i comportamenti e chiama alla responsabilità della persona. Nonno chiedeva al bambino Cherokee perché gli uomini combattono. Il vecchio gli spiega: dentro un uomo ci sono due lupi, un lupo bianco, il lupo della bontà, della speranza, della compassione e generosità, e il lupo nero, il lupo dell'odio, della falsità e dell'egoismo. I due lupi si combattono e si scontrano ferocemente. E il bambino: quale dei due lupi vince, nonno? Quello che nutri di più, risponde. Quale lupo dobbiamo nutrire perché dentro dell'uomo si possa far emergere la virtù del lupo bianco? Quale? Non so se funziona. No, contrario. Grazie. Il modello responsabilizzante, un modello che nutre la responsabilità. E nel diritto penale, giuridico, la responsabilità esige conoscenza delle regole, azioni conformi, conseguenze per le azioni compiute. Se per responsabilità si intende quindi l'orientamento di una persona ad assumersi l'impegno di azioni, accettarne le conseguenze, avendo conoscenza delle regole e degli effetti, allora nella gestione dei rifiuti la conoscenza è informazione e sistema informativo del servizio. Le azioni sono i gesti individuali perché è la persona singola chiamata a rispondere prima della responsabilità collettiva. I sistemi sono quindi quelli individualizzati. Le conseguenze sono i controlli e, ecco, la tariffa puntuale, la propria tariffa. Così come non esiste responsabilità senza conseguenze,
Non esiste una gestione responsabile senza la tariffa puntuale. Forse. Ecco. E infine gli obiettivi. L'obiettivo aspira a un sogno. Il modello responsabilizzante con la tariffa puntuale porta a ridurre i rifiuti a poche decine di chili per abitante all'anno e a superare anche il 90% di raccolta differenziata. Ma è realizzabile? Quasi metà dei comuni del Veneto ci stanno riuscendo. La scala è puntata verso l'alto, il cielo, ma ben appoggiata per terra e ha i gradini per un progressivo miglioramento. Perché anche la tariffa puntuale se siamo già bravi, arrivati? Tutti gli obiettivi sono alti, crescenti e sfidanti, perché l'uomo non è fatto per la mediocrità statica, ma per il domani sempre migliore di ieri. Vuole sperare che ciò che ha raggiunto possa essere superato per dare un senso alla propria resistenza, per alzarsi al mattino sapendo di poter fare di meglio nel giorno che lo aspetta e fare il proprio pezzo di strada lasciando il segno del suo passaggio. Ecco il senso della tariffa puntuale. Ecco perché l'abbiamo scelta dentro un modello responsabilizzante. Questo può essere, e lo è già, il modello Veneto. Grazie. Grazie. Allora Maurizio Barbati, che è direttore generale di Esacom. Prego. Allora, dopo aver sentito Paolo, insomma, mi sento piccolissimo perché devo portare la nostra piccola esperienza ad una platea di persone competenti. Siamo in un territorio dove i livelli raggiunti sono livelli eccellenti. Io rappresento e dirigo un'azienda dove serviamo 23 comuni, però anche noi abbiamo portato avanti le nostre esperienze. La tariffa puntuale non è più che maggiorenne come la vostra, noi l'abbiamo gestita 6 anni, l'abbiamo portata in gestazione 6 anni prima di partorirla, perché è stata una scelta difficile, è stata una scelta sofferta. Capisco le difficoltà delle amministrazioni comunali a fare questa scelta. L'aiuto di un territorio come quello del territorio di Treviso, l'esperienza di Treviso ci ha spinto ad andare avanti verso la tariffa puntuale nel territorio della Bassa Veronese. Ecco, questa è la provincia di Verona. Noi siamo il Verde, diciamo, siamo la società più grande, sempre società che opera mediante affidamento in house all'interno del bacino. Serviamo 133.000 abitanti, 190 dipendenti, un costo della raccolta omnicomprensiva di 129 euro abitante, anche con servizi fuori perimetro. Noi chiamiamo servizi fuori perimetro la manutenzione del verde piuttosto che altri servizi offerti ai comuni. L'asset principale, siamo nati proprio per organizzare la raccolta rifiuti e servire i comuni proprio per ottenere i risultati ambiziosi che la Regione, lo Stato e la Regione sempre ci impone, e abbiamo spinto molto in comunicazione ambientale, perché la comunicazione fatta ai cittadini sicuramente fa sì di sensibilizzare le comunità a una salvaguardia ambientale sempre più importante, diciamo. Facevo notare al mio presidente questa mattina, proprio percorrendo la strada per arrivare qua nel vostro comune, quanto il fenomeno dell'abbandono, o avete raccolto tutti i rifiuti ieri, anche quelli abbandonati sulle strade, quanto il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti qua non c'è, non esiste, per me non esiste, insomma, magari c'è, forse, comunque non è come
è da noi. Ancora dobbiamo lavorare molto sulla cultura ambientale, molto sulla cultura e sulla sensibilità ambientale. Ecco perché noi abbiamo investito tanto in comunicazione. Noi facciamo sui nostri 23 comuni serviti dalle 40 alle 60 serate anno un incontro con le comunità per informare soprattutto sulla tariffa puntuale. Negli ultimi anni è proprio un'informativa sulle modalità di applicazione della tariffa puntuale e continuare a dare informativa e informazione su come migliorare la raccolta differenziata. Lavoriamo tanto con le scuole perché riteniamo che queste siano buone pratiche di comunicazione. Facciamo, come ho detto prima, altri servizi, sono tutti servizi rivolti ai comuni soci e anche a privati. La centralità di un gestore ci deve essere quantomeno per far parlare assieme tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione dei rifiuti. Perché comunque, non ve lo nascondo, le martellate per le tariffe alte le prendiamo noi, le martellate perché non facciamo la raccolta le prendiamo noi e le prendiamo sia dai cittadini che dagli amministratori comunali, sì che siamo in mezzo a una pressione che ci spinge sempre comunque a voler migliorare il servizio offerto. Questo deve essere stimolo per noi, per i nostri operatori, per i nostri colleghi di lavoro, proprio per migliorare il più possibile il servizio. Siamo partiti, noi dal 98 gestiamo, i comuni ci hanno affidato la gestione della tariffa TA1, TA2, tariffa corrispettiva, tariffa puntuale. Abbiamo iniziato ad applicare la tariffa puntuale misurata su 2 frazioni di rifiuto dal 2018-2019. È la classica tariffa trinomia, perché abbiamo una parte normalizzata e la parte misurata. Noi misuriamo e applichiamo la tariffa oltre che sul secco, sul rifiuto urbano residuo, sul secco indifferenziato, anche sull'organico. Misuriamo l'organico eravamo, a dire il vero, eravamo partiti con l'intenzione, prima del decreto ministeriale del 2017, di applicare la tariffa sull'organico. Abbiamo dovuto reindirizzare la strategia perché il decreto ministeriale del 2017 prevede l'obbligo della misurazione del rifiuto urbano residuo prima di misurare altre frazioni di rifiuto. Ecco, sicché queste siamo riusciti ad arrivare a tariffa unica omogenea sul bacino di 21 comuni. Noi già da 2 anni applichiamo una tariffa omogenea su questo bacino di 21 comuni dove misuriamo queste tipologie di rifiuti, ma misuriamo anche i conferimenti del verde e il conferimento del vetro, perché anche in alcuni comuni in forma sperimentale stiamo applicando la tariffa sul verde a bollone, il classico bollone pagato per un anno, diciamo. Abbiamo l'intenzione di concedere delle agevolazioni tariffarie per chi ci conferisce più vetro. I comuni in azzurro sono i comuni, arrivo alla fine, i comuni in azzurro sono i comuni all'interno del bacino Verona Sud che serviamo noi. In azzurro tra l'altro sono i comuni che hanno la tariffa omogenea, hanno la miglior percentuale di raccolta differenziata e sono i comuni all'interno del bacino Verona Sud che hanno la minor produzione di rifiuto residuo, sicché gli 80 kg abitanti del bacino Verona Sud sono stati raggiunti, sì, ma sono stati raggiunti con il contributo essenziale dei comuni dove viene applicata la tariffa puntuale. Ecco. Queste sono le soglie che abbiamo individuato, che suggeriamo per il conferimento. Sull'organico conguagliamo, facciamo pagare l'effettivo conferimento. Il cittadino che non conferisce organico non paga la parte della tariffa dell'organico, che abbiamo superato l'aspetto del compostaggio e della riduzione per il compostaggio, applicando una tariffa a svuotamento tout court per quello che viene effettuato per quanto riguarda la frazione biodegradabile. Queste
è come abbiamo impostato la tariffa. Mi avvio alla fine, vorrei comunque lasciare uno spunto di riflessione, perché ieri ho partecipato alla presentazione di uno studio in materia di sicurezza sul lavoro. È vero che il porta a porta domiciliare garantisce risultati importanti e garantisce gli obiettivi di piano, però è anche altrettanto vero che per ottenere questi risultati ci sono aumenti delle inidoneità di lavoro da parte dei dipendenti e addirittura richieste di malattie professionali, sicché vanno conciliati questi aspetti. Bisogna tenerne conto di un aspetto di criticità sociale per quello che riguarda la forza lavoro dei dipendenti nelle nostre aziende, perché il porta a porta purtroppo rispetto alla classica raccolta sul cassonetto genera problematiche in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro. Abbiamo bisogno della tecnologia per continuare a mantenere questi livelli elevati e importanti per quello che riguarda la Regione Veneto. Vi ringrazio. Grazie a Contò e Barbati. Una piccola chiosa sull'abbandono dei rifiuti. Io non mi occupo di comunicazione, io mi occupo di informazione e soprattutto i piccoli comuni non possono comprensibilmente permettersi dei piani di comunicazione affidati a dei professionisti, però senza voler parlare di buoni e cattivi, che non mi sembra il caso, credo che una campagna di sensibilizzazione ad ampio spettro verso i nuovi cittadini, ad esempio con dei volantini in inglese, arabo, cinese, possono aiutare soprattutto in alcuni territori, detto che non è che noi maleducati non ce li portiamo in casa. Allora, secondo giro, invito Giacomo De Luca, Presidente Savno, quindi siamo in sinistra Piave, e Adriano Tolomei, amministratore delegato di Ecoambiente Rovigo. Siccome prima sono stato sgridato, fate pari o dispari su chi inizia. Bene. State lì, va bene? Ma io voglio che voi siate a vostro agio, per me è lo stesso. Così vedo l'alto tutto quanto. Ecco. No. Buongiorno a tutti, intanto io rappresento la sinistra Piave. Volevo prima fare un complimento al mio fratello maggiore, che è la destra Piave, e soprattutto proporre una cosa, perché ho assistito a una lezione magistralis, come si dice in termine, da parte di Contò. Io dico che meriti la laurea honoris fra poco, perché prima di tutto sei stato, motivi adesso non banalizziamo la cosa, perché sei stato il primo in Italia che ha fatto certe cose, che l'ha insegnate bene alla sinistra Piave, male a qualche altro, però l'hai insegnata bene e stai portando avanti ancora questa faccenda. Per noi la raccolta differenziata è basilare, è indispensabile. Io capisco quello che ha detto prima il mio collega, che ci sono dei problemi per i nostri autisti, che sono uno dei beni principali delle nostre società, ma basta darsi da fare. Io ricordo solo una cosa del mio bacino, che abbiamo sviluppato. Stiamo concludendo una fase di preparazione di un camion che possa permettere all'autista di raccogliere anche la differenziata stando nel camion. Siamo in una fase molto avanzata, ci hanno aiutato l'Università di Padova, l'Università di Modena e di Reggio Emilia, ma soprattutto il punto principale, la spinta che ci è venuta in questi ultimi periodi è stata della Facoltà di Ingegneria Robotizzata di Padova. Stiamo arrivando a quello che erano, a eliminare proprio tutti i problemi che c'erano. L'autista starà nel camion e avrà solo il problema della sicurezza, tutto il resto lo farà il braccio robotizzato. Pensiamo che il primo mezzo c'è già da un pezzo, lo stiamo solo affinando perché il problema della sicurezza era importante, ma questo risolve il problema della raccolta differenziata. Senza raccolta differenziata i risultati non si raggiungono. Noi siamo sempre vicini ai maestri perché non vogliamo superarli, perché dopo abbiamo paura dei cattivi voti, però
come quantità di rifiuto pro capite siamo certamente in testa, perché siamo sotto, non solo sotto i 400, ma siamo sotto anche i 300, mi pare 353, 54, quindi li abbiamo già raggiunti. Volevo parlare della nostra realtà. Già nel 2004 noi, il bacino, aveva cominciato a fare la raccolta puntuale, ma non tutti i comuni avevano seguito, cioè avevano ancora tanti lattari, avevano tante altre cose. Solo nel 2015 siamo arrivati ad avere dappertutto la tariffa puntuale in tutti i 44 comuni della nostra zona. Però non bastava la tariffa puntuale, perché ricordo a chi deve ancora arrivare a certi livelli che non basta la tariffa puntuale, ci vuole anche qualche cos'altro. Ci vuole la tariffa unica su un bacino, perché sappiamo benissimo che i nostri comuni ci viviamo, ho fatto anch'io il vostro compito, quello di sindaco, quindi so il campanilismo che gira, so tante altre cose che girano, ma però la tariffa unica, il completamento del cerchio si ha con la tariffa unica, uguale, puntuale, ma anche la tariffa unica su tutto il bacino. Ci si può arrivare, si deve arrivare, se vogliamo anche respingere quelli che sono, ha citato, i rifiuti abbandonati. Prima la colpa è, ma sono i cittadini di quel paese che mi portano i miei cose. No, non è così. I rifiuti abbandonati è una tara che ci portiamo dietro, solo con l'esempio, con la maturazione, con le tariffe adeguate riusciremo a vincerle. Quindi passiamo, faccio una rapida situazione di quelle che erano 44 comuni, 2 avevano ancora la tara, un comune era un po' rimasto più indietro degli altri, però non mai che lo va avanti qua. Ecco. L'unità e condivisione che abbiamo visto sul schema di quello della destra Piave, Consiglio di Bacino, Savno e i sindaci. Ecco, l'importanza totale principale è quella dei sindaci. I sindaci devono essere d'accordo, devono condividere, perché sono loro che sono più a contatto. Come dico sempre ai miei autisti, voi siete i sindaci dei rifiuti, perché voi siete a contatto con le persone, quindi i sindaci hanno un'importanza indispensabile nella tariffa puntuale e nella tariffa unica per tutto il bacino. Ecco. Rapporto diretto con l'utenza e gli stakeholders, partecipare, percepire e misurare immediatamente i risultati, questo è importante, dobbiamo sempre monitorare continuamente l'andamento del servizio. Noi siamo stati premiati quest'anno, a marzo, perché abbiamo il minor numero di reclami da parte dei cittadini, perché dobbiamo monitorare. Stiamo arrivando prima che ARERA, quello che sta chiedendo ARERA adesso l'abbiamo già cominciato a fare, perché è quello che è importante per farci migliorare. Se siamo sempre incensati non miglioriamo mai, mentre se siamo spronati, se siamo criticati, se siamo spinti, allora sì, ci sforziamo a fare le cose. Purtroppo è nella caratteristica umana. E dopo la campagna informativa. Io mi ricordo che dal 2015, quando ero sui giornali tutti i giorni, ma non in maniera buona, devo dire, sono criticato per questa mia mania di fare la tariffa unica su tutto il territorio, su quello che sta facendo anche ho copiato dalla destra Piave, informare i cittadini. Sindaco e noi eravamo presenti tutte le sere a spiegare il perché, a spiegare come viene fatto, a far capire alla gente quello che vuol dire la raccolta differenziata e la tariffa unica. Finito? Sì. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni di categoria, i sindacati, le aziende, i cittadini, tutti all'inizio tutti critica, dopo un po' meno. Dopo andiamo avanti. Perché ci mette mezzo minuto per spostarsi, sa fare? E quindi mi ho perso. Ecco, grazie. Io invito tutti, ecco, se vogliamo raggiungere tariffa puntuale e tariffa unica per tutto il bacino. È uno sforzo che dobbiamo fare tutti quanti. Grazie. Grazie a De Luca. Tolomei, prego. Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati. Tento di stare ovviamente nei termini per poi lasciare lo spazio alle conclusioni. Gli stimoli sono tantissimi e
Apro velocemente, poi farò la presentazione, che sono 8 slide, quindi veloci, con la consapevolezza di un territorio che rappresento, questo della provincia di Rovigo, dove a seguito delle esperienze virtuose del Veneto, e in particolare la consapevolezza da parte di tutti i cosiddetti stakeholders, quindi in primis ovviamente i sindaci, ma la rappresentazione dei sindaci attraverso un consiglio di bacino, attraverso una comunità, e questo mi piace anche la rappresentazione che è stata, io ieri purtroppo non sono riuscito a restare a lungo, però la squadra e la consapevolezza che è una strada che si intraprende, e grazie alle virtuosità rispetto dei territori, chi parte un po' più, diciamo, svantaggiato può, e questo è l'esempio che volevo rappresentare velocemente, percorrere già un risultato importante sotto il profilo della consapevolezza, della capacità, e sottolineo anche della trasparenza, rendicontazione, non solo nei confronti di un altro portatore di interesse che qui non è presente, ARERA, perché ricordiamoci tutti che abbiamo delle regole che ci impone ovviamente un regolatore indipendente, la Regione Veneto, ma soprattutto la consapevolezza dei cittadini che è un percorso virtuoso da intraprendere. La provincia di Rovigo è una provincia, come dire, che ha delle caratteristiche anche di peculiarità, perché è una parte che sfocia a mare, quindi ecoambiente, con oltre 50 comuni, 230.000 abitanti, oltre 1,5 milioni, in questo caso di turisti, che ovviamente hanno una tipicità, ed è questo un elemento che è già stato ben rappresentato anche dalla Regione Veneto nel piano in termini di, diciamo, di complessità. Dall'altra parte un territorio piano e vasto, e quindi anche un costo industriale che deve essere considerato in relazione alla tipologia effettiva. Cosa è stato fatto? Chiedo scusa, vediamo. Ops. Chiedo scusa un secondo. Eccolo qua. Ok. Obiettivi in primis collegati a un piano d'ambito che ha visto ovviamente la partecipazione del Consiglio di Bacino e dei sindaci con la consapevolezza di raggiungere degli obiettivi immediati, dall'altra parte un piano industriale che anche a seguito delle regolazioni, diciamo, che sono intervenute ad oggi, che è la 201, il decreto legislativo 201, prevede una rivisitazione triennale, quindi la necessità anche di entrare nel merito, di rendere conto effettivamente di come si sta andando, e obiettivo, come vedete, e questa è una ottima notizia che volevo rappresentare anche su questa sessione, che obiettivo da piano industriale dell'80%, da gennaio noi siamo partiti con la tariffa puntuale, effettivamente con la misurazione su tutto il bacino, tariffa unica su tutto il bacino, concordo perfettamente, area vasta, altro elemento importante, quindi un perimetro, come dire, diversificato in termini di territorio, ma unico, e un obiettivo unico che bisogna rappresentare in termini di comunicazione anche efficace ed efficiente. Comunque il dato importante è che siamo già all'81,5%, questo è il dato 2023, la città di Rovigo in particolare è partita dal 65%, oggi si attesta all'82,25%, quindi ha fatto veramente un salto molto molto importante che dobbiamo continuare a mantenere ovviamente come misurazione e asticella. Dall'altra parte l'altro elemento significativo è la riduzione della quantità di rifiuti, come già previsto anche dal piano regionale per quanto riguarda meno 30% di rifiuti a discarica. Questo con delle azioni che si sono concretizzate oltre che con la comunicazione. Si parlava prima di 40 incontri, se ho capito bene io, all'anno con i cittadini. Noi ne abbiamo fatti diretti 80 e tutti online, con una partecipazione di oltre il 20% delle utenze, e devo dire stimolante anche dal punto di vista gestionale, perché sono emerse anche delle criticità specifiche. Comunque, associazione
e consegna dei bidoni, piuttosto che sostanzialmente la consapevolezza da parte anche dei nostri collaboratori, i nostri autisti raccoglitori, perché il primo drive di riferimento, il contatto con il cittadino, è ovviamente il nostro personale, e poi sottolineo, qui non c'è scritto, la rappresentazione sia per quanto riguarda i centri di raccolta e sia per quanto riguarda gli sportelli. Abbiamo uno standard di sportelli, avremo uno standard di sportelli entro la fine anno su 230.000 abitanti serviti di oltre, 12 sportelli di prossimità. Questo è un driver che va oltre alle aspettative di ARERA, ma che ci consente in un territorio vasto, come ho visto prima, una comunicazione diretta anche nei confronti dei cittadini. Ovviamente abbiamo considerato il piano d'ambito prima e poi il piano industriale, la tipicità delle singole raccolte. In particolare, oltre il 92% del territorio è fornito con il classico modello organizzativo dei bidoni da 120 litri, poi ovviamente per tipicità dei centri abitati, in particolare di alcuni territori, di città di oltre 15.000 abitanti con i 30 litri nei centri storici, e una deroga in particolare per la città di Rovigo, centro storico, con i cassonetti con la EcoCard di misurazione puntuale. Anche qua la tecnologia è un elemento molto importante che ci assiste sia in termini di gestione sia in termini di rendicontazione per quanto riguarda gli obiettivi strategici. Grazie, certo. La bolletta e il sistema ovviamente anche di rappresentazione diretta al cittadino attraverso la bolletta. Abbiamo le esperienze sull'idrico, dobbiamo replicarle sostanzialmente anche sulla parte di igiene ambientale per dare conto ai cittadini effettivamente di tracciare tutti gli elementi importanti. Ed è uno degli elementi importanti è sicuramente Eccolo qua, quello di dare la consapevolezza che c'è un servizio minimo garantito attraverso appunto la raccolta, e un dato su cui invece andiamo a misurare l'eccedenza, che è il nostro drive di riferimento per quanto riguarda la misurazione del secco in particolare. E questo mi piace rappresentarlo, e ringrazio tutta la struttura che ovviamente lavora e collabora con me, perché dai primi 6 mesi, questo è il dato ormai puntuale e definitivo, oltre l'85% dei nostri concittadini rimangono nella regola del cosiddetto N+2, e quindi sostanzialmente la quantità di rifiuto secco residuo è stata veramente quasi centrata. Abbiamo ovviamente dall'86% al 100% un range che, come vedete in questa tabella, è sostanzialmente da 1, 2 o 3 o 4, massimo 5 svoltamenti fino al 97%, quindi c'è anche qua sostanzialmente una consapevolezza collegata alla misurazione puntuale. Probabilmente le eccedenze, quelle che vanno dal 97 al 100%, che hanno ancora gli svuotamenti in continuità, bisogna fare probabilmente comunicazione, capire effettivamente come mai siamo arrivati a questa situazione. Altro e ultimo elemento che ci piace rappresentare è l'aspetto informatico, informativo e di comunicazione che ho detto prima, ma soprattutto l'uso anche di applicazioni. La provincia di Rovigo è, da un punto di vista anche statistico, la provincia che ha la maggior quantità di verde anche raccolto, e quindi lo misuriamo anche in termini di raccolta differenziata. Abbiamo obiettivi di riduzione della quantità, ma però vi assicuro che anche il verde nella provincia di Rovigo ha una quantità enorme di raccolta. Grazie a questo elemento, che è sostanzialmente l'adesione a un servizio puntuale, anche in questo caso della raccolta del verde, abbiamo avuto 2 risultati in questo momento. Da una parte la consapevolezza da parte di tutti, e finisco, che sostanzialmente il verde, la raccolta del verde vale per quanto riguarda chi ha la produzione, mentre prima è spalmato su tutti quanti. Dall'altra parte una misurazione anche di questo driver importante.
Chiedo scusa, grazie a tutti quanti e spero che questa rappresentazione sia l'inizio, anzi sono sicuro che è l'inizio di un percorso virtuoso che arriverà a oltre l'85%, perché questi sono gli obiettivi che ci hanno posto la Regione, entro il 2024. Grazie a tutti. Grazie. Eccoci, no, non posso, era un fuori onda, non posso. Erano complimenti alla Regione. A proposito di Regione, adesso invito qui con me l'assessore Giampaolo Bottacin, prego, e il presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro. Prego. Ne rimarrà uno solo. Eccoci. Assessore, benvenuto. Lei ormai è partner integrante di questo progetto e quindi direi che la parola spetta assolutamente a lei. Beh, intanto grazie per l'invito da parte di Legambiente. Sono partner integrante perché prima Piero De Candi ha detto vediamo se la Giunta è all'altezza, no? Quando gli abbiamo proposto il piano, e Legambiente come al solito fa il suo mestiere e ci ha proposto degli obiettivi, no? Che quando li ho visti effettivamente sono parecchio ambiziosi e mi sono detto ma questi sarà difficile raggiungerli. Infatti su alcuni siamo stati un po' più soft, però siamo partiti da quegli obiettivi che ci sono stati proposti da Legambiente e abbiamo fatto un ragionamento che è un po' diverso rispetto a quello che ha fatto lei, dottor Cagnan, che è questo. Abbiamo detto, se in Veneto alcuni riescono a ottenere questi risultati, sia nelle grandi città o medie città, sia nei piccoli comuni sperduti e anche in alcuni comuni che hanno rilevanti presenze turistiche, allora vuol dire che ce la possono fare tutti. E quindi il livellamento deve essere verso l'alto, che è quello che dico sempre, non solo fra nord e sud, ma anche all'interno del Veneto. Questo è stato il ragionamento che abbiamo fatto. Era una vecchia campagna elettorale americana, no? Yes, we can, no? Se qualcuno ce l'ha già fatta, vuol dire che ce la possono fare anche gli altri. Come? E poi abbiamo iniziato a declinare la cosa. Ringrazio anche tutte le strutture regionali, ARPAV e tutte le strutture, la direzione ambiente in primis, perché quando ho detto ci diamo questo obiettivo che è l'abbandono della discarica del 2030, insomma ci siamo guardati, era un po' come dire ambizioso, no? Poi abbiamo cominciato ad addentrarci e proprio con la logica del livellamento verso l'alto abbiamo detto se qualcuno ce l'ha già fatta vuol dire che ce la possiamo fare in tutto il Veneto. E quindi siamo partiti e non è stato proprio un passaggio così semplice, no? Perché il mio piano poi dopo l'ho dovuto condividere prima con i miei colleghi assessori, poi dopo in consiglio dove c'è una maggioranza e un'opposizione che è ancora più complicato e siamo riusciti a realizzarlo. Poi c'era il tema dei consigli di bacino, no? Lo stiamo affrontando, la tariffa unica di conferimento, lo sottolineo, nel senso che a volte qualcuno mi ferma e dice tariffa unica, quello è il pezzettino del conferimento, cioè quello che si paga nell'ultima fase, cioè quello dello smaltimento, ok? Ovviamente se costa di più portarlo in termovalorizzatore che in discarica, uno sarebbe portato a portarlo in discarica, soprattutto se ce l'ha vicino a casa. Ma questo non collimava con gli obiettivi che ci eravamo dati, che sono conformi alle direttive europee, come ha ben spiegato il dottor Giandon, e quindi dovevamo governare i flussi, individuare gli impianti strategici di piano, che sono 10, lo dico soprattutto ai molti sindaci bellunesi che sono presenti qui oggi, assisto a un dibattito surreale sull'acquisto o meno di una società. Sono 10, sono 7 discariche che saranno esaurite nel 2030 e quindi rimarranno i 3 impianti di termovalorizzazione. Questo è il piano che vale per tutto il Veneto e di cui ci siamo dotati. È vero che non è... Allora, io avevo detto anch'io, è stato detto anche ieri, un piano assolutamente ambizioso ed epocale.
È vero perché non c'è da nessuna parte d'Europa un piano del genere, ma è altrettanto vero, come ha detto prima il dottor Giandon nella sua esposizione, che non è che ci siamo inventati chissà cosa, abbiamo detto quello che ho detto all'inizio: se qualcuno ce l'ha già fatta vuol dire che ce la possiamo fare tutti, e se ce la possiamo fare tutti in Veneto possono farla anche in altre regioni d'Italia. E quindi io credo che l'obiettivo sia ambizioso, ma è sicuramente raggiungibile perché qualcuno ce l'ha già fatta, quindi è già dimostrato sul campo di poterlo fare. È sufficiente questo? Assolutamente no. Intanto abbiamo detto prima che abbiamo raggiunto l'obiettivo, che c'erano andati nel vecchio piano della raccolta differenziata, ma non abbiamo raggiunto quello del rifiuto urbano residuo, e quindi su questo c'è da lavorare. Alcune cose che ci siamo dati come obiettivo è la tariffa puntuale piuttosto che il porta a porta laddove possibile, sicuramente vanno in questa direzione, lo dimostrano appunto chi l'ha fatto e ha raggiunto gli obiettivi. Ma aggiungo delle cose in più. Ieri, per fare un esempio, la Regione non ha la competenza per legge sul rifiuto speciale, ma ieri abbiamo fatto un accordo, e questo sì è epocale, perché mettere insieme 3 università e fargli firmare un accordo con la Regione, tutte e 3 insieme, c'era ovviamente anche ARPAV, sull'economia circolare, finalizzato prevalentemente alle aziende. Quindi ci sarà un progetto pilota innovativo che comprenderà alcune aziende, che andrà a ragionare con le aziende per utilizzare meno risorsa possibile, sia energetica che materia prima, e per avere il maggior recupero possibile. Insomma, quello che ci siamo detti questa mattina non sarebbe una competenza della Regione, perché la Regione non si occupa di rifiuti speciali. Ma perché cito i rifiuti speciali? Perché poi quando si va a ragionare con le aziende, e da sempre è stato un mio pallino, c'è anche il tema che il prodotto che io compro viene prodotto da un'azienda. L'azienda, quando produce il prodotto, fa una valutazione di carattere tecnico sul prodotto, ma anche commerciale / marketing. E quando noi compriamo il prodotto, a volte andiamo a comprare un prodotto che è piccolissimo, ma che ha un packaging che è molto grande e che diventa un rifiuto solido urbano, no? Perché quando lo compro, porto a casa, apro e il packaging poi non lo uso, serve per attirare la mia attenzione quando vado ad acquistarlo. Questo è un tema culturale su cui dobbiamo lavorare molto, non solo con le imprese, ma anche col cittadino. Io nel 98 lavoravo per un'azienda veneta che faceva detersivi liquidi. Siamo stati i primi in Italia a produrre i distributori di detersivo. Qualcuno forse li ricorda, già in qualche supermercato c'era la scritta Neutral e li facevamo noi. Non hanno avuto successo. E io poi mi chiedevo, ma perché non vanno come in America, no? Ti porti la bottiglia da casa, vai là, oppure la prendi e poi la riutilizzi e ti prendi il detersivo e basta. E allora mi spostavo dove c'erano gli scaffali con tutti i marchi che producevamo sempre noi e che venivano contenuti sempre dalla stessa cisterna, della stessa azienda, ma sentivo le signore che dicevano: no, io prendo questo perché questo è migliore rispetto a quello. Era oggettivamente una convinzione determinata dall'azione di marketing evidentemente molto efficace fatta da quel marchio piuttosto che dall'altro, che però non trovava riscontro nell'oggettività della sostanza che c'era dentro, che era esattamente identica al prodotto nello scaffale di fianco che costava meno, oppure a quello che noi distribuivamo attraverso i bidoni che poi dopo uno si riempiva. Ecco, credo che su questo fronte ci sia molto da lavorare, perché questo vuol dire produrre meno rifiuto e quindi la prevenzione. Abbiamo, e è stato citato di sfuggita, ma lo aggiungo perché è in cima nella piramide capovolta a cui faceva riferimento prima il dottor Giandon, il tema del riuso. Abbiamo appena approvato una delibera che definisce le linee guida omogenee, perché poi dire il riuso, sì, ma come? E uno mi porta la camicia, mi porta l'abito vecchio, mi porta il lampadario,
e abbiamo definito le linee guida, quindi lo dico ai consigli di bacino, oggi ci sono linee guida omogenee per tutti e quindi è possibile anche in Veneto attivare centri per il riuso che hanno lo scopo di allungare il ciclo di vita del prodotto, che è la prima cosa, no, che dobbiamo cercare di fare. Più allunghiamo il ciclo di vita del prodotto e meno rifiuti ci troviamo poi da dover gestire. E quando dico gestire a livello di ciclo integrato, no? Quando parliamo di ciclo integrato dobbiamo vedere tutto il ciclo di vita del prodotto fino allo smaltimento, ma anche tutta la parte che sta in mezzo, e cioè oggi abbiamo parlato della tariffa unica di conferimento, che è l'ultimo miglio, l'ultimo pezzettino, ma prima, e questa è una gestione ovviamente dei consigli di bacino e dei gestori, c'è tutta la parte che riguarda la raccolta, il trattamento, il trasporto dei rifiuti. Ecco, su quello io credo che anche lì ci sia da lavorare, no? Il PNRR ha dato un'opportunità anche a questo territorio, speravo di più, perché siamo virtuosi, speravo un po' di più, però invece in questo paese funziona che chi non fa i compiti per casa riceve più soldi, chi li fa ne riceve un po' meno. Però siamo riusciti, proprio perché siamo virtuosi, a portare a casa qualche risultato. Ecco, serve per fare cosa? Adesso ci sono varie linee, ma per migliorare, innovare anche quella parte in mezzo, no, del trattamento prima di andare a smaltimento, no? Non occorre che citiamo come al solito, insomma c'era Contarina prima, l'impianto dei pannolini, adesso ce ne sarà un altro in Veneto che è stato innovativo, ma insomma questo vuol dire investire nell'innovazione e nel trattamento, perché poi se noi investiamo su questo si abbassa la tariffa per il cittadino, la bolletta del cittadino, perché questo deve essere l'obiettivo finale, io credo, per gli amministratori pubblici, non altri obiettivi che a volte mi lasciano un po' perplesso. Per cui io credo che abbiamo raggiunto dei buoni risultati, siamo i migliori in Italia, i migliori in Europa, tutto quello che vogliamo, ma è evidente che è un percorso dove siamo ancora in testa alla gara, ma noi vogliamo arrivare alla fine della gara sempre in testa, perché se noi rallentiamo, diciamo, siamo i primi in Italia come raccolta differenziata, siamo i primi come tutta una serie di altre cose e ci adagiamo, non otteniamo a lungo andare un risultato che sia conforme alle aspettative dei cittadini, perché poi dopo noi lavoriamo tutti per i cittadini, per garantire il servizio al cittadino al minor costo possibile. Ecco, io credo che se noi ci impegniamo su questo fronte, noi possiamo in tutto il Veneto raggiungere gli obiettivi che sono già stati raggiunti da molti comuni, e questo ovviamente consentirebbe ai cittadini di abbandonare il ricorso alla discarica a tutto il Veneto, così come previsto dalle norme europee. Sarebbe un obiettivo assolutamente importante per il nostro territorio, perché come è stato detto la discarica è la cosa peggiore che possiamo avere come obiettivo. Se ci pensiamo, io ho i capelli bianchi, ma insomma non è che sono proprio così vecchio e decrepito, ma una volta quando noi eravamo ragazzi ogni comune aveva il buco, lo chiamo buco perché spesso era proprio, si scavava un buco e quella era la discarica e lì ci si metteva dentro tutto, no? Oggi sembra che sia passata un'era glaciale. Per fortuna che è stato fatto tutto quello che è stato fatto, e spero che fra 10 anni chi guardi indietro dica beh, all'epoca erano così, per fortuna che non si sono fermati a quegli obiettivi che avevano raggiunto, perché altrimenti non possiamo parlare di progresso se ci fermiamo di fronte a questi aspetti. Per cui io credo che il piano sia ambizioso. Ovviamente non è stata una passeggiata come l'ha rappresentata Piero De Candia, che ha detto 2 parole, è stato complicato e sarà ancora complicato, però anche il tema della tariffa unica di smaltimento ha lo scopo non solo di rendere tutto il più omogeneo e quindi di incentivare più il ricorso al termovalorizzatore che ha la discarica, ma anche quello di premiare chi si comporta bene, i virtuosi, e anche dare un riconoscimento a chi ospita gli impianti, perché è oggettivamente un disagio avere un impianto, però da qualche parte ci deve essere l'impianto e quindi insomma credo che quello che ne è uscito, io sono molto orgoglioso di questo piano, proprio perché intanto
ho visto che insomma avere riscontro positivo di Legambiente insomma vuol dire che insomma è un parere importante, ecco, cioè non è che, perché poi Legambiente quando deve bastonare bastona, cioè non è che faccia molti complimenti, quindi ho detto siamo sulla strada giusta. Dopodiché gli obiettivi di questo piano credo che siano assolutamente positivi, per cui io sono orgoglioso. I numeri sono 2, 84-80. Cioè noi dobbiamo puntare nel 2030 ad avere l'84% di raccolta differenziata e 80 kg massimo pro capite di rifiuto urbano residuo. Oggi sono stati presentati i dati destra, sinistra, Piave, poi dopo litigano, no? Per chi è il migliore, ma sono molto allineati. Stiamo viaggiando su poco più della metà di questo dato, no? Quindi insomma vuol dire che gli 80 kg sono raggiungibili da tutti. Grazie. Assessore, io in realtà lodavo le relazioni di Giandone e Tomiato e mi soffermavo semplicemente sulla scalabilità di alcune metriche, nel senso che se io ho qualcuno che è a 8 è facile portarlo a 10, ma uno che è a 2, magari lei dice arriverà a 10, ma immagino che abbia senso procedere per step, cioè da 2 lo porto a 5, da 5 a 8 poi a 10, era solo questo. Ma noi siamo ambiziosi, quindi sì, vogliamo arrivare al 2030. Tutti a 10, va bene, l'ho registrata questa. Prego Lazzaro. Sì, ci accingiamo alla parte diciamo più importante, quindi cerco di essere breve, però l'assessore che cita Obama mi ha suscitato insomma una riflessione in più. Sono 3 cose sostanzialmente, cerco di essere molto rapido. La prima, sul tema del riuso e del riciclo, io penso che in questa regione ci siano delle competenze avanzate, lo dimostra diciamo non solo il fatto che Regione Veneto abbia provato a mettere il sistema e è partita diciamo con un riferimento sui centri di riuso importante, ma che già ci siano esperienze concrete che sono partite. Insomma, c'è un centro di riuso nella sinistra Piave che di fatto è già partito, ne abbiamo parlato ieri, ma verrà inaugurato all'inizio dell'anno, che è già un'esperienza strutturata che si è riferita alle nuove linee regionali, ma abbiamo esperienze come quelle appunto a Vicenza che ieri abbiamo affrontato, di cooperative e di altri soggetti che su questo fronte hanno grandi competenze. E poi c'è il tema, quello un po' che abbiamo messo al centro ieri, diciamo del nuovo regolamento sugli imballaggi, che è il tema sostanzialmente del DRS, del vuoto a rendere, ecco, di altri percorsi e processi che ci aiutano a riutilizzare i materiali, riducendo quelli che sono gli imballaggi superflui. Su questo, ecco, l'invito a tutti, non l'abbiamo detto ieri, lo ribadisco, è quello di non ragionare come temi antitetici, perché il riuso non è antitetico al riciclo, non sono competitivi, anzi devono collaborare insieme per raggiungere i risultati, e soprattutto l'invito è quello di non creare intorno a questi argomenti schieramenti ideologici che tendono diciamo a polarizzare la discussione, ma provare, come già si sta facendo nella pratica, a ragionare perché essi possano lavorare insieme e avere un vantaggio l'uno dall'altro. Noi siamo convinti, proprio per alzare diciamo l'asticella sempre verso l'alto, diciamo, per migliorare le prestazioni, che si possa fare. Le altre 2 cose che volevo dire sono questa. Uno, mi sembra che sia emerso nelle presentazioni di prima sulla tariffa e sui sistemi di tariffazione, quelli puntuali al cittadino, che uno degli elementi fondanti sia la capacità di comunicare, la capacità di informare, la capacità di tenere al passo la cittadinanza ai cambiamenti e a quello che succede nei territori. Su questo l'invito è a non mollare la presa, perché è molto importante continuare a informare i cittadini dei cambiamenti in corso, anche se il livello forse può sembrare tecnico a volte e quindi complicato. Noi come associazione cerchiamo proprio di fare questo, speriamo di riuscirci, di in qualche modo livellare l'informazione in modo che sia fruibile a tutti, e penso che gli amministratori, che sono i sindaci a contatto con i cittadini tutti i giorni, soprattutto nei comuni più piccoli che hanno anche migliori performance e che quindi possono avere un contatto col cittadino ravvicinato, penso sia molto importante continuare su questa strada e migliorare sempre di più gli aspetti di comunicazione e di informazione. L'altro è un appello, e poi mi fermo. Ha citato anche l'assessore del
PNRR. Nella missione 2 il Veneto, se non sbaglio, quella degli impianti dell'economia circolare e del riciclo, porta a casa 138 milioni di euro, una quota diciamo non così importante nella massa complessiva, ma noi crediamo sia anche corretto che anche nel resto del paese, che forse è rimasto proprio nel principio collaborativo, che si realizzino gli impianti, perché altrimenti saturiamo il nord del paese di impiantistica e un pezzo di paese resta senza gli impianti che invece di cui ha enormemente bisogno per raggiungerci anche, diciamo così, almeno eguagliare la nostra regione nelle performance di qualità. Però l'impiantistica è fondamentale e noi diciamo sempre non c'è rifiuti zero se non c'è impianti 1000. E a questo è l'invito alla riflessione sempre per gli amministratori che sono qui oggi, perché l'impiantistica per il riciclo, così come per il riuso, così come per la riduzione dei rifiuti, è fondamentale nei territori. Dobbiamo essere consapevoli che gli impianti adesso arriveranno col PNRR ancora più rapidamente alcuni, ci saranno ovviamente nei territori come sempre delle situazioni di complessità quando ogni volta che vediamo un insediamento anche di impiantistiche utili. Adesso qualche anno fa lo lanciammo a Regione Veneto e ancora siamo in attesa, speriamo che arrivi presto. Noi crediamo che al Veneto serva una discarica per l'amianto, ad esempio, che è un rifiuto fortemente inquinante, che deve essere rimosso e sostituito e che però dobbiamo collocare, e noi crediamo che in Veneto ci sia bisogno di questo. Da qualche parte andrà collocata, così come altri impianti, altre tipologie. Penso alla polemica su il car fluff, ad esempio, i rifiuti delle automobili, su cui si fa una politica di investimento per cambiare le automobili, che poi in qualche modo dobbiamo avviare prima di tutto al riciclo, ma poi sapere gestire questi rifiuti che non diventino invece un pericolo, un problema magari con l'invio fuori dal nostro paese, o peggio, come abbiamo visto nel passato, con la dispersione in ambiente, magari anche nei nostri mari, come accadde con le famose navi dei veleni, con tanti rifiuti inquinanti che hanno contaminato il nostro paese, suoli e acque. Quindi questo noi non lo vogliamo vedere. Per questo chiediamo, e da tempo come Legambiente predichiamo e pratichiamo la politica delle C, così l'abbiamo definita, cioè prima di tutto avere il coraggio di affrontare queste situazioni, e i sindaci sono in prima linea per affrontare questi cambiamenti, l'impiantistica, gli insediamenti nel territorio, avere la coerenza di sapere che se vogliamo raggiungere gli obiettivi, se non vogliamo altre discariche, gli obiettivi che abbiamo visto, se non vogliamo aumentare la capacità di incenerimento, se vogliamo rendere virtuosa e circolare l'economia del nostro territorio, dobbiamo avere la coerenza di sapere che ovviamente gli impianti devono essere ben fatti, questo è inutile sottolinearlo, insomma, ci mancherebbe, e devono essere parametrati alla capacità complessiva, alle necessità dei territori, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo avere anche la concretezza poi di metterli a terra. Io penso che la concretezza sia arrivata, forse in anticipo sulla coerenza, perché lo dimostra il PNRR, ma lo dimostra prima l'investimento noi in questa regione sull'impiantistica, sulle capacità del riciclo. Però sulla coerenza penso che dobbiamo fare un lavoro tutti insieme, e chiudo riallacciandomi all'informazione, alla formazione, alla comunicazione col cittadino e con tutti gli stakeholder, che deve sempre essere forte, deve sempre essere presente, altrimenti rischiamo di rallentare la transizione ecologica e l'economia circolare, lasciamo perdere chi non la vuole, cioè chi la ostacola o chi addirittura pensa non sia necessaria. Quelli ci sono, ci saranno, sono una parte minoritaria e dobbiamo comunque fronteggiare, ma il pericolo più grande è quella di rallentare, essere dei rallentatori della transizione ecologica e dell'economia circolare. Su questo abbiamo bisogno, e chiudo veramente, di stare sulla parola cardine tra ieri e oggi, che è l'unitarietà, e quindi lavorare sugli obiettivi, sui risultati, rendendoli concreti e veramente facendo in modo che non sia la virtuosità un elemento che sfora chi è virtuoso sta fuori dalla norma, ma che la virtuosità sia per tutti raggiungibile, praticabile e concreta. Va bene, allora grazie all'assessore, grazie al Presidente. Adesso siamo arrivati ai comuni di Cicloni, e quindi il microfono e il palco torna a De Candia. Dove vuoi stare? Grazie mille, no, basta il telecomandino delle slide. Le sedie non so. Allora, sarò velocissimo, nel senso che conosciamo tutti
conosciamo tutti che lo già hanno anticipato, il rapporto comuni i cicloni è fatto con i dati essenziali di ARPAV e è il nostro modo per raccontare il Veneto, per raccontare le eccellenze del Veneto e per ringraziare i sindaci, le amministrazioni, le aziende, i consigli di bacino che ottengono un risultato essenziale e ottengono quei risultati che poi spingono gli altri comuni ad arrivarci. Comuni i cicloni quest'anno prevede 4 categorie: i comuni ricicloni e rifiuti free. Per noi i comuni ricicloni sono quelli che raggiungono, e lo vedete qui, l'obiettivo del residuo del rifiuto urbano residuo di 80 kg, cioè quelli che raggiungono l'obiettivo della media veneta. Quindi abbiamo colto anche se era più alto, però ci abbiamo colto. Però abbiamo una categoria maggiore, quella dei 75 kg all'anno per abitante, tutto preso, compresi anche gli scarti della differenziata. Questo perché? Perché dobbiamo fare sempre uno sforzo in più, dobbiamo arrivare ad una raccolta differenziata sempre più pulita, sempre più efficiente, sempre più riciclabile. Quindi abbiamo la classifica di esaminare comuni ricicloni e rifiuti free, è quella del rifiuto a smaltimento dei 75 kg. La terza categoria sono le menzioni speciali per i comuni ad alta pressione turistica e la quarta sono gli 80 kg, qui i parchi i cicloni. Visto che siamo dati tardi, vi faccio vedere soltanto quanto dobbiamo ridurre la ARUR per ogni bacino, che parte dalla sinistra Piave alla destra Piave, che non devono ridurre niente, hanno già raggiunto l'obiettivo di Piano, al Verona Nord il 7%, il Consiglio di Bacino Brenta il 10%, il Verona Sud il 21%, Vicenza 22%, Venezia 23%, Padova Sud 25%, Belluno 27%, Padova Centro 36%, Rovigo qua 42%, ma abbiamo sentito prima che ci sta arrivando molto più veloce di ciò che sembrava, e abbiamo un grossissimo problema nel Consiglio di Bacino di Verona Città, che è inchiodato al 54% di raccolta differenziata e deve calare la propria RUR del 48%, cioè deve ridurla. Allora, ora io passerei alle mie azioni sostanzialmente ok. Ok. Però prima di passare alle premiazioni chiederei ai 2 rappresentanti delle istituzioni nazionali, che sono anche sindaci di questo territorio, di venirvi a salutare e ringraziare per quanto fate. Per questo chiedo al senatore Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, di venire, e all'onorevole Boff della Commissione Ambiente. Grazie. Ciao. Giustamente prima gli anziani, quindi prima i senatori per anzianità. No, io è la seconda volta, anche l'anno scorso sono venuto e ho ritirato il premio per il mio comune, e che mi inorgoglisce particolarmente. Tanto io ho apprezzato tantissimo il lavoro dell'assessore Bottacci in questi anni, e quindi gli va riconosciuta anche su questo una precisa e puntuale, non solo conoscenza del territorio, ma quella era ovvio da un figlio del territorio come lui, ma anche poi
tutte quelle operazioni che ci hanno consentito di essere veramente una regione modello. Questi giorni si dibatte un po' sui termovalorizzatori anche della città di Roma Capitale, e direi che al di là della polemica e dell'ideologia, prima l'assessore ha fatto un passaggio dicendo che sono molto più pericolose le discariche a terra rispetto agli altri tipi, e quindi è evidente che al netto appunto di tanta ideologia, di tanta esagerazione e di tanta scarsa conoscenza delle evidenze scientifiche, la strada che qua si è intrapresa invece è una strada giusta. Lo dico tra l'altro da sindaco ormai in scadenza, noi siamo come gli yogurt, dopo lui ha avuto una ricaduta, ma io sono sindaco dal 2009. Quando sono arrivato in comune nel 2009 avevamo la raccolta differenziata più bassa insieme a altri 2 comuni della mia comunità montana e Enego, da delibera regionale, la differenziata più bassa della regione, al 31%. Direi che in questi anni abbiamo lavorato tanto, e lo si deve tanto ai miei cittadini che hanno portato tanta pazienza, perché all'inizio è un po' dura passare da trovo un bidone dell'immondizia, ci butto tutto dentro davanti alla porta di casa, a un sindaco che veniva, razionalizzava il numero delle piazzole, le metteva solo differenziate e ti costringeva comunque. Ma io l'ho fatto con un approccio subito autolesionista, nel senso che il primo bidone dell'immondizia che ho levato è stato il bidone dell'immondizia davanti a casa mia, quindi ho detto se lo possiamo fare, se lo posso fare io, 50 metri in più per trovare tutto, lo possono fare tutti. Oggi è diventata una prassi di tutti, una prassi assolutamente consolidata, e abbiamo raggiunto le percentuali per cui oggi veniamo in qualche maniera riconosciuto, a dimostrazione che ci vuole volontà, impegno e soprattutto ci vuole anche però, e questo lo dico a noi che oggi pro tempore facciamo parte delle istituzioni, ci vuole tenere la barra dritta anche quando populisticamente magari sembra che si possa cavalcare qualcosa di differente che poi magari non porta al risultato. Quindi io ringrazio ancora per l'invito, ringrazio anche per tutto il lavoro svolto e lascio la parola al giovane Boff che invece è alla Camera. Grazie dell'invito qui oggi, grazie alla presentazione di Luca. Logicamente lui, essendo al Senato, ci vuole un'anzianità maggiore per poter essere al Senato, quindi lui è più anziano, l'anagrafe qui non conta. Niente, voglio ringraziare e soprattutto ringraziare il grande lavoro che fanno i nostri bacini, il grande lavoro che fa la Regione Veneto, il grande lavoro che fanno i nostri sindaci, i nostri cittadini. Vorrei rilacciarmi a quanto detto prima dall'assessore Bottacin, nel senso che molte volte nel nostro paese vengono premiate non le situazioni virtuose, non chi tende al meglio, ma molte volte chi se ne frega. E arrivo ad esprimere un concetto ancora più chiaro per i molti, perché molte volte, soprattutto le istituzioni nazionali, si vanno ad agire dove c'è il problema, ma io non posso agire dove c'è il problema se non ne comprendo la causa, perché se non comprendo la causa del problema non arriverò mai ad avere la medicina giusta per risolvere quel problema. Allora, il problema dei rifiuti, vi cito un aneddoto che mi è toccato proprio questa settimana a Roma mentre stavo mangiando in un ristorante con una persona che era del luogo. Allora mettevo in evidenza il fatto che vi fossero i bidoni con la raccolta differenziata, quindi c'erano i bidoni per la carta, i bidoni per la plastica, i bidoni per il secco, i bidoni per l'umido, e puntualmente il vetro era nei bidoni della plastica piuttosto che la plastica nei bidoni del secco, e questa, per chi ha girato una volta per Roma, sa che è una costante. Questo non è un problema legato al sistema di raccolta, questo è un problema culturale, è un problema legato alla responsabilità del cittadino. Ora, come si arriva alla deresponsabilizzazione del cittadino? Perché quando io gli ho chiesto, guarda che il fatto che ci sia un comportamento di questo tipo, il fatto che i rifiuti finiscano buttati ovunque e non venga fatta la differenziazione, aumenta il costo per voi, perché logicamente il vostro costo per la raccolta dei rifiuti sarà superiore, perché sarà maggiore il conferimento in discarica e il costo è determinato dal conferimento in discarica. Ma la risposta è stata semplice, basta fare a meno di pagare la bolletta.
Se non paghi la bolletta non aumenta il costo, quindi c'è la deresponsabilizzazione del fatto che tanto se non paghi la bolletta nessuno controlla se non la paghi, quindi il costo è basso, anzi è più basso del nostro, quindi perché fare la differenziata? Non ha senso fare la differenziata. A monte fai a meno di pagare la bolletta, i rifiuti si portano in discarica e il problema è risolto a monte. E se poi io potrei dire che faccio un discorso populista in questo momento, ma se poi andiamo a vedere i numeri dei conferimenti di scarica, andiamo a vedere i numeri degli insoluti nel pagamento delle bollette, eccetera, quello che io sto dicendo trova conforto. Ma il mio non vuole essere un discorso semplicemente populista, il mio vuole essere un discorso che dice: se io continuo in politica, in amministrazione, si fa crescere ciò che si finanzia. Se io investo in un segmento, quel segmento cresce. Se il nostro paese continua ad investire nell'inefficienza, noi alimenteremo l'inefficienza, cioè andremo a... Quando prima sentivo dietro di me parlare Giacomo De Luca, e noi parlavamo degli impianti, no? Perché in Italia bisogna finanziare e realizzare gli impianti. Giustamente Giacomo dice: sì, ma noi ce li siamo fatti gli impianti, però noi ce li siamo fatti con i soldi delle bollette, ci siamo fatti gli impianti, cioè non ce li ha fatti qualcuno. Se noi però continuiamo a voler finanziare le situazioni invece che punire, voler finanziare le situazioni non virtuose, sperando che queste lo diventino, andremo semplicemente a finanziare, incentivare e far crescere l'inefficienza, perché tanto comunque chi si trova in una situazione di inefficienza sarà premiato rispetto a chi invece è efficiente e cerca di realizzare i propri impianti, cerca di raggiungere gli obiettivi, cerca di abbassare le bollette pagandole ma adottando comportamenti virtuosi. E quindi è questo quello che dobbiamo tendere. E qui, soprattutto a noi che poi ci aspetta di affrontare i problemi delle commissioni, i finanziamenti vanno dati solo se ci sono degli obiettivi e una responsabilizzazione collettiva, ma se i contributi e i finanziamenti servono solo per alimentare la deresponsabilizzazione sia nell'investimento che poi nel risultato finale, a quel punto sono più dannosi che non il beneficio che fanno. Quindi l'obiettivo che noi abbiamo, per concludere, è quello di dare maggiore responsabilità, maggiore informazione, e la responsabilizzazione deve cadere su ogni singolo cittadino, perché solo il comportamento collettivo ci consente di raggiungere i risultati. Chiunque può fare qualsiasi tipo di investimento, ma se non c'è il comportamento collettivo la situazione ambientale non migliora. Grazie. Grazie mille, vi ringrazio, poi vi chiameremo su nel momento del vostro comune. Volevo ricordare un po' che abbiamo una straordinaria opportunità con il PNRR che ci fa mettere a terra progetti concreti e reali con una deadline di scadenze. Quindi cogliamo le occasioni che abbiamo per riuscire a utilizzare bene i finanziamenti. Altra cosa è nella regolazione, per cui bisogna stare attenti, e cioè questo lo dico proprio a chi ha un onere di governo, bisogna stare attenti a regolare in modo che tutti corrano assieme, tutti corrano verso l'alto, però stiamo attenti a non limitare la creatività, la possibilità di fare di più di innovazione di chi quotidianamente e per anni l'ha messa in campo, che sarebbe come avere un fantasista straordinario alla Maradona e tenerlo in panchina. Quindi a livello governativo e regolamentativo stiamo attenti su questo. Grazie, adesso Prego, passiamo. si accomodi che adesso viene il bello. Aspetta, dammi così ti mettiamo le slide. Ho una controbattuta, senatore, lei uomo di spirito, ma insomma diciamo questo: esclusi i presenti, non ci sono yogurt che arrivano al sesto mandato, mettiamola così, e quindi il parallelismo è un po' labile. 6 per 5, 30, vabbè. Allora, dunque, adesso veniamo alle premiazioni.
Guardate che all'8º anno il tema è sempre lo stesso, cioè non riusciamo mai a fare una foto decente, quindi siccome qui siamo in un posto, come dire, che merita, lo dico adesso, poi non lo dico più, per favore chi non ha un'urgenza incredibile partecipi per favore quando abbiamo finito la premiazione, che è bella lunga, c'è un set perfetto davanti alla villa con le scale, quindi anche digradante, per fare una fotografia insieme. Quindi mi raccomando, perché poi queste sono anche una gratificazione per i vostri concittadini. Allora, dunque, io vado veloce perché per chi non c'era gli altri anni, questo è un tour de force, quindi io aspetto 5 secondi, se il comune non è rappresentato vado avanti, se no ci perdiamo via altre 2 ore. Se poi c'è qualcuno che si perde, i diplomi restano qui. Allora, dunque, i consigli dei bacini ricicloni e rifiuti free. Sinistra Piave e Priula. Ok, prego. Allora, per la sinistra Piave ritira l'attestato il presidente di Savno e il presidente del consiglio di Ciabacino, Sinistra Piave, Giaberto Campagna, che... Prego, venite. Ma posso? Se facciamo così sono altre 2 ore. Io ti avviso, te lo dico a beneficio di tutti. Allora, la sinistra Piave si classifica prima per smaltimento e produzione di rifiuto. La destra Piave è prima per percentuale di raccolta differenziata e per RUR. Quindi dopo sta... e voi lì tigare chi ha già vinto e chi no. Sono 2 eccellenze vere, quindi con complimenti veramente. Grazie. Bacini ricicloni, Dolomiti e Verona Sud. Verona Sud... Dolomiti c'è? Dolomiti c'è un sindaco del Bellunese. Prego. Segno. E attenzione, pericolo. Complimenti perché anche questi 2 bacini raggiungono obiettivi straordinari. Quindi complimenti. Sono un po' preoccupato, devo dire. Tertium non datur. Buongiorno a tutti. No, vorrei ricordare, abbiamo la Croce Verde e quindi vorrei approfittare per ringraziare, oltre Lega Ambiente, per tutta l'organizzazione, anche la nostra Croce Verde, ma evitiamo di farla operare, mi raccomando, deve rimanere in tonso il diario, mi raccomando, grazie. Grazie sindaco. Allora, adesso abbiamo i comuni ricicloni con i rifiuti free e i rifiuti free sotto i 5.000 abitanti. Sono alcune decine, quindi direi al fotografo che la vedo dura. Li vogliamo fare? Io non so la tenuta io non voglio sapere questioni di anti-infortunistica, sicurezza sul lavoro. 10 alla volta. Allora, in ordine... proviamo, dai, vado a 10. Allora, in ordine di apparizione, quindi il migliore, con il 92,8%, San Gregorio nelle Alpi. Sì, vabbè, Adesso chiamo man mano, in ordine Cappella Maggiore. Eccolo qua. Il primo... c'è pari merito per chi c'è logrammi di smaltimento, quindi lascio una battuta veloce. Grazie a nome veramente di tutti i comuni che stanno facendo questo percorso. Noi ci teniamo particolarmente e grazie per gli stimoli di oggi e credo che il segmento sul quale si possa, e noi come comune di Cappella Maggiore lo stiamo facendo, lavorare di più è quello del riuso, come è stato detto anche dall'assessore, e quindi su questo ci stiamo impegnando con iniziative anche innovative. Io qui anche l'assessore su insomma, la riduzione del
del rifiuto, esatto, perché è questo il vero obiettivo, e su questo, insomma, a nome di tutti dico grazie a voi di Legambiente che ci stimolate a fare sempre meglio. Grazie. Grazie veramente ai cittadini di Cappella Maggiore e all'amministrazione. No, dove va? Dove va? Stia qua. E occhio alle scale. Va bene sopra o lì vuoi sotto? Sopra? Bon. Allora, dunque, San Gregorio nelle Alpi ve l'ho detto, Cappella Maggiore, Miane, Sarmede, Marano di Valpolicella, Monfumo, Moriago della Battaglia, Meduna, non male, Morgano, Cimadolmo, io vado avanti viste, ok, Fregona, Porto Buffolè, Zovencedo, Zenzon, mi è scappata la Castagnero, Salizzole, Soverzene, Cessalto, Refrontolo, Arcade, Possagno, Orsago, Revine, Cison, Castelcucco, Gorgo al Monticano, Follina, San Polo di Piave, Livinallongo, Segusino, mi sembra di fare le stazioni dell'8, Cesio Maggiore, Vidor, Cavaso, Sorgà, 9, Agugliaro, Sospirolo. Quando qui inizia a vibrare mi fermo. Tarzo, Ormelle, basta? Erbè, Ospitale, Roverè Veronese, Selva Cadore, basta. Basta, foto. Prego? L'ho vista, ma mi sembra che sia dopo. Sì, l'ho vista. Dov'è che adesso ce n'è Quintali? No, è qua. No, è un altro gruppo. Dopo. Allora, scusate, abbiamo fatto la foto? Io li farei scendere. Sì? No. Qui sotto. No, scusate, qui ci sono troppi vigili urbani, fagomi. Per favore scendete sotto lo striscione. Qui sotto. È più complicata sta cosa di tutta l'organizzazione dell'Ecoforum. Ogni anno. Grazie. Allora, io vado avanti. Anche più velocemente. Ok, allora, attenzione, grazie. Ero rimasto a Selva di Cadore, Fossalta, Chiarano, Monte Galdella, San Pietro di Morubio, Cerro Veronese, Palù, Fumane, Isola Rizza, Bressanvido,
Belfiore, Alano di Piave, Nanto, Pedavena, Altissimo, Asigliano, San Giovanni Ilarione, Sovrammonte, Cinto Caomaggiore e Campodoro. E complimenti anche all'ultimo pezzettino dei comuni sotto i 5.000 che sono comunque comuni di rifiuti free, quindi striscione. A questo punto facciamo... Ok, avviciniamoci tutti un po', facciamoci una bella foto, perfetto. Ok. Grazie. Allora, i ricicloni per capoluogo di provincia premiamo Treviso e Belluno, rispettivamente 86,8 Treviso e 86,3 Belluno. Sono grandi città, grandi realtà che ottengono veramente, che ci dimostrano che possiamo ottenere risultati straordinari. Quindi lascerei la parola prima per una battuta al sindaco, al delegato di Treviso e poi quella di Belluno. Grazie a tutti, siamo onorati di essere qui per questo importante riconoscimento. Per Treviso l'anno zero è stato il 2014. Ricordo che prima di allora si litigava, scusate la battuta, su quale buco mettere le immondizie. Dopo il 2014 è stato fatto un gran lavoro con tantissima diffidenza da parte dei stessi cittadini che hanno collaborato e hanno portato in 9 anni a un risultato straordinario che è quello del 87%, il dato aggiornato, e quindi non posso che essere onorato di questo obiettivo raggiunto, ma mi rifaccio le parole dell'assessore Bottacin. Noi abbiamo un brutto difetto dalle nostre parti, che siamo ambiziosi, quindi buon lavoro a tutti, perché sono sicuro che questi risultati andremo a ridiscuterli il prossimo anno con dei sensibili miglioramenti. Grazie. Sì, no, io lo ringrazio ovviamente per il premio. Noi viviamo in un ambiente, diciamo, molto particolare, quindi già da piccoli ci abituano a stare attenti con i rifiuti. Chi va in montagna deve portarli a casa, quindi io mi sento di ringraziare prima di tutto i cittadini che rispettano l'ambiente dove viviamo e mi auguro appunto di perseguire gli obiettivi che la Regione dà e arrivare sempre più in alto, perché è un messaggio che comunque diamo sempre anche ai piccoli, no? Cioè, abbiamo la fortuna di vivere tra le montagne, tra il verde, rispettiamole e così arriveremo sempre più in alto. Grazie. E congratulazioni. Bravi. Grazie. Prego. Non serve sempre. Allora, grazie. Scusa, per chi vuole ci sarà il nostro presidente regionale c'è là per le varie foto singole se volete dopo per voi. Ok, grazie. Va bene, allora abbiamo fatto i piccoli comuni, adesso facciamo i medi. Insomma, piccoli medi, vabbè, diciamo tra i 5.000 e i 15.000. Anche qui l'elenco è lungo, vado veloce. Osservazione tecnica, ingegneristica, occhio al buso, perché non vorrei che dopo le scale qui ci fosse un altro. Allora, dunque, con l'89,6% Colle Umberto. A seguire Breda di Piave, Salgareda, Fontanelle, Sernaglia della Battaglia, Mareno di Piave,
Godega di Sant'Urbano, Mansuè, San Zenone degli Ezzelini, Carbonera, Loria, Gaiarine, io mi fermo dopo un po', Maser, Trevignano, mi raccomando la scaletta, Castello di Godego, Santa Giustina, Povegliano, Maserata sul Piave. Sì, basta, mi fermo qua. Facciamo la seconda riga. No, Scapoli ammogliatico, agli accosciati vuoi tu. Sono arrivato a Resana, mi fermo qua. Prego, foto e applauso. Milena. Un po' avanti ma non troppo, mi raccomando. Grazie, grazie. Allora io vado avanti, l'ultimo era Resana, Caerano San Marco, Zero Branco, Istrana, Codognè, Pieve di Soligo, Riese più X, come dice qualcuno, facciamo Pio X, Quinto di Treviso, Ponzano Veneto, Santa Lucia di Piave, San Biagio di Callalta, San Fior, Giavera del Montello, Altivole, Borso del Grappa, Ponte nelle Alpi, Vazzola, Cordignano, Spresiano, Roncade, San Pietro di Feletto, Ponte di Piave, Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Sant'Ambrogio Valpolicella, Asolo, ancora uno, Sarego. Ancora no, ci stiamo, un altro tour ci stiamo, terzo round. Voi sfidate qualsiasi legge della fisica oggi qui. Più in qua, sì, prego. Stringetevi a coorte, ci siamo. Veramente bravi e complimenti. Un po' più avanti, un po'. Grazie. Allora, San Vendemiano, Farra di Soligo, Sedico, Isola Vicentina, Nervesa della Battaglia, Casier, Fonte, Marano Vicentino, Crocetta del Montello, Longare, Bolzano Vicentino, Villa Verla, Sussegana, Campolongo Maggiore, Casale sul Sile, Vigasio, Quinto Vicentino, Monticello Conteotto, Sarcedo, Ceggia, Casaleone,
Grezzana, Ronco all'Adige, Somma Campagna, Noventa Vicentina e Caldogno. Vuole venire un po' più in qua? No, può qui davanti. Prego. Ci siamo. Un po' più in qua, un po' più in qua. Grazie. E congratulazioni veramente. Ok. Allora io intanto mi porto avanti, adesso noi premiamo i parchi ricicloni, premiamo Sile, Dolomiti Bellunesi e Lessinia, Sile con l'87,6%. Prego. Allora, è dallo scorso anno che ci abbiamo aggiunto questa importante classifica, ma perché? Perché l'ambiente di un parco che va tutelato dipende anche dalla qualità ambientale che si ha, quindi a avere pochi rifiuti spersi nell'ambiente o un'alta capacità di riciclo dà un valore maggiore ai parchi, quindi ci teniamo particolarmente a questa categoria qua, anche perché portate un po' la sintesi di molti comuni, no? Di un territorio molto complesso, quindi con gratulazioni veramente. Volete dire due cose? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, per me è un onore essere qui in rappresentanza del Parco Nazionale. Porto i saluti ovviamente del mio presidente Ennio Vigne, che purtroppo non può essere tra noi. Niente, è una cosa molto importante, soprattutto per un Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, soprattutto per le Dolomiti, perché dobbiamo dare una cultura per la montagna, di non lasciare i rifiuti in giro, quindi per noi è un onore avere questo riconoscimento e grazie davvero di cuore. Grazie anche da parte mia, Parco Sile, diciamo che rispecchia molto l'ambito in cui il parco insiste, quindi provincia di Treviso ai vertici, quindi anche il Parco del Sile che si colloca in questo contesto si beneficia di questa buona cultura. Sicuramente forse è più semplice in alta montagna, in Lessinia, dove c'è meno frequentazione, ma credo che questo contesto sia positivo per il parco. Grazie. Grazie. Grazie mille. Abbiamo fatto la foto? Sì, ne hanno fatto. Ok. Allora dunque, i comuni ricicloni e free tra i 15 e i 30.000 sono 5 nell'ordine, con il primo al 90%, anzi no, vedo 92, quindi non nell'ordine. I 5 sono Vedelago, Preganziol, Paese, Oderzo e Villorba. E complimenti, perché più si cresce, più è sempre più difficile raggiungere questi obiettivi. And the winner is diciamo Treviso United. Sì. Prego. Prego. Beh, visto che sono muni di una certa importanza, farei fare una battuta al primo classificato
Cosa? Sì. Un minutino. Ok. È con grande onore e soddisfazione che mi trovo qui oggi a ritirare questo prestigioso riconoscimento a nome del Comune di Vedelago. Essere riconosciuti come comune di cicloni e rifiuti free è un traguardo che riflette il nostro impegno collettivo nei confronti dell'ambiente e della sostenibilità. Per questo non posso far altro che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato straordinario, primi di tutti i cittadini del Comune di Vedelago. Grazie. Grazie. Grazie mille e penso che c'è una dichiarazione a cui tutti si possono sottoscrivere. Striscione e foto. Allora, dunque, adesso abbiamo 3 menzioni speciali per comuni con alta pressione turistica. I 3 comuni sono Abano Terme, sale con noi anche Acegas APS Amga con Andrea Garbos, è qui, Cavallino Treporti e La Zise. Prego. Ci sono tutti, 3, è veramente un piacere perché avere più di 1 milione di turisti l'anno e riuscire ad ottenere comunque delle buone performance di raccolta differenziata, siete un po' l'esempio per tutti. Ci si può arrivare, si può fare. Oltretutto sono 3 territori con completamente diversi. Abano con i suoi alberghi e le cure termali, Cavallino col sistema dei campeggi e c'è La Zise con tutta l'accoglienza del lago. Quindi penso che rappresentiate proprio una bella esperienza per il Veneto. Con Abano Terme, che è il primo, c'è anche Acegas APS Amga che ci racconterà in 2 battute questa nuova esperienza di governance che c'è, e poi facciamo una battuta con tutti gli altri. Proprio 2 secondi, grazie, è un onore ricevere questo premio ed essere qui con i comuni degni di nota, e per noi è fondamentale la collaborazione con le aziende del territorio e la forte sinergia che adesso vede legare Acegas APS Amga anche con altre grosse entità del territorio, proprio in una, diciamo così, federazione di aziende in multiservizi che fanno questa attività, e grazie a questo riusciamo ad arrivare con i contributi dei comuni e dei cittadini a questi eccezionali risultati. Grazie. Sì, Abano Terme, vi dico solo che abbiamo 2 milioni circa di presenze all'anno, e quindi penso che questo sia un riconoscimento su una strada che abbiamo intrapreso buona, ma che vogliamo continuare a mantenere e a migliorare nel tempo. Grazie. Farei fare un'altra battuta, c'è anche gli altri 2, grazie. Sì, Cavallino Treporti ringrazia ovviamente Legambiente Veneto per questa menzione speciale. Noi abbiamo qualche presenza turistica in più, siamo sui 7 milioni di presenze quest'anno e diciamo siamo fortunati da un'altra parte perché il nostro è un turismo all'aria aperta, quindi con persone che già sono portate per quanto riguarda la raccolta differenziata, per quanto riguarda proprio la gestione del territorio nostro. Ringrazio ovviamente i cittadini di Cavallino Treporti perché nonostante tutto l'apporto turistico va a diminuire quella che è la percentuale che noi riusciamo a fare con i nostri concittadini. Sì, La Zise è un piccolo comune di 7.000 abitanti che però d'estate ospita circa 4 milioni di turisti, quindi nel periodo estivo siamo circa 70.000.
La gestione dei rifiuti è abbastanza complicata, almeno lo è stata in questa stagione per la quale io sono amministratore solo da 6 mesi. Ringrazio le attività ricettive del nostro territorio che si impegnano molto e che hanno permesso appunto anche al Comune di raggiungere questo obiettivo, e anche ai nostri ospiti che evidentemente si adeguano un po' al nostro range. Grazie. Allora, adesso io mi vedo alla fine del tunnel, ma non ancora. Ho l'elenco dei ricicloni per provincia e vado a razzo, ve lo dico. Va bene, vado a razzo? Chiedo al Paron. Vai. Paron dice vado a braccio. Va bene. Allora, dunque, Belluno, Agordo, Scusate, quanti sono i comuni in Veneto? Quasi 600, ok. Al primo accento che sbaglio, anche se mi sono preparato, voi lanciate le uova, però un minimo di pietas. Bon, bravissimo. Allora, vado. Agordo, Alleghe, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cenceniga Gordino, Colle Santa Lucia, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, la Valle Agordina, Lamon, Limana, Lozzo di Cadore, Querovas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Seren del Grappa, Taibona Agordino, Vallada Agordina, Vigo di Cadore, Voltago Agordino e Zoppè. Ricordiamo che sono comuni che fanno meno di 80 kg a testa di raccolta differenziata, per cui di raccolta indifferenziata, scusate. Aspettiamo gli ultimi due. Manca qualcuno dall'elenco? Ah sì, scusa, vedo adesso. Sì. No, Belluno era tra quello di prima, siete già stati. Prendilo, vieni. Sì, sì. Siamo pochi, ma buoni, no? Cosa c'è? Belluno sempre. Io ho finito con Belluno. Sì. Quindi foto? Li Okay. lasciamo qui? Grazie. Grazie mille. Padova, Cadoneghe, Carceri, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Correzzola, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Piacenza d'Adige, Ponso, Rovolon, San Giorgio in Bosco, San Martino Lupari, Santa Giustina Colle, Teolo, Tombolo, Torreglia, Tre Baseleghe, Vigo d'Arzere, Villa del Conte, Villa Franca Padovana, Villanova Campo San Piero. Prego. Posso fare Padova Rovigo come fanno tutti? Va bene. Allora, Bagnolo di Po, Castelnuovo Bariano, Ceneselli e Pontecchio Polesine. Sto facendo e non c'è nessuno, perfetto. Salgono? Vigo. Ok, beh, ci possiamo mettere anche un po' in centro. Perfetto. Grazie. E congratulazioni anche ai padovani, perché veramente in una provincia di Padova ce ne sono pochi, per cui siete un buon esempio. Allora, vado con Treviso, Castelfranco Veneto, Conegliano, Cornuda, Monastier, Montebelluna, Motta,
Pederobba, Silea, Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto. C'è solo tre. Sono 2 ore che premiamo Treviso, lo posso e quindi, anche capire. no, vabbè, niente. Lo riprendiamo. Possiamo annetterlo alla Serenissima sì, insieme? Sì, vieni Prego. con i veneziani. Allora, Venezia. Benissimo. Femmo muccio, dai. Venezia, Annone Veneto, Campagna Lupia, Camponogara, Cona, Concordia Sagittaria. Sì, sempre quello. Ci siamo? C'è Silea e di Allora, Venezia scusate, Cona, Concordia Sagittaria, Fossò, Meolo, Mira, Pramaggiore, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Santo Ostino di Livenza, Spinea, Stra, Teglio Veneto. Certo che se... Ma mi pagate a diploma? Cottimista? Adesso vedi. Adesso Perché licenza. Adesso schiai qua, Okay. Prego. Foto. Grazie. Grazie mille e complimenti. Vicenza. Sì. Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Mossano, Brogliano, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Cartigliano, Cassola, Castel Gomberto, Chiampo, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costa Bissara. Scusate, Vi ricordiamo che alla fine della esaminazione che sta avvolgendo al termine c'è un bel aperitivo rinforzato per tutti e facciamo la grande foto tutti assieme dopo. Comunque tra un quarto d'ora penso che avremo finito. Allora, sì, prima Creazzo, Due Ville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo della Badesse, Lonigo, Marostica, Montecchio Precalcino, Montegalda, Monteviale, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole Vicentino, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore, Pozzoleone, Recoaro Terme, Romano De Zelino, Rossano Veneto, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Schio Sovizzo, Trissino, Vagliona, Valdagno, Villaga, Zugliano, basta. Con Camarise o con Camarise? Grazie. Chiamo Verona e poi siete liberi. Sto controllando che non mi abbiano messo un'altra pagina dietro, no. Albaredo d'Adige, Angiari, Badia Calavena, Bevilacqua, Bonavigo, Bovolone, Buttapietra. Cavaillon Veronese. Se aspettiamo un secondo in sala, veramente mancano gli ultimi sindaci e gli facciamo un applauso tutti assieme. Cavaillon Veronese,
Concamarise, Dolcè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Lavagno, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Pietro in Cariano, Sona, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Vestea Nuova, scusate, Villa Bartolomea, Villa Franca di Verona e Zimella. Ok, siamo solo noi, perfetto, facciamo una bella foto tutti assieme. E congratulazioni che cioè, quella Vince rappresentate un'eccellenza. Grazie mille. Un ringraziamento alla Croce Verde che ci ha assistito tutto il giorno, e vi ricordo che sotto, oltre al set fotografico, e se riusciamo facciamo una foto tutti assieme, c'è anche un aperitivo per tutti. Grazie mille, ci vediamo giù e alla 9ª edizione di Ecoforum. Grazie. Giù, fuori. Foto tutti insieme fuori. La fotografia d'insieme si fa davanti alla villa, grazie, sullo scalone della villa.